Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste che vedrà in studio ospiti Paolo Polidori, il sindaco di Muggia, e Sergio Persoglia del Partito Democratico. Se volete dialogare con i nostri ospiti potete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al solito numero oppure scrivendoci una mail sempre al consueto indirizzo. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa del mattino nella prima ora della trasmissione, che comincia però subito con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale con le previsioni e la situazione generale. Mentre la depressione sul centro Italia si va spostando verso est, sulla regione si va progressivamente esaurendo l'afflusso di fredde correnti nord-orientali al suolo. Giovedì prevarranno, cioè oggi, prevarranno correnti settentrionali anche in quota che garantiranno tempo stabile ma freddo. Allora vediamo le previsioni per oggi, giovedì 8 gennaio, cielo in prevalenza sereno al mattino, poco nuvoloso a partire dal pomeriggio, temperature sotto la norma con estese gelate notturne, più intense sulle zone innevate dove potrebbe permanere ghiaccio al suolo, specie di notte e al mattino. Vediamo venerdì 9, domani, cielo variabile a ovest, nuvoloso a est, saranno possibili precipitazioni sparse in genere deboli o al più moderate, specie sulla fascia orientale, più probabili in mattinata e poi nuovamente in serata. Quota neve in montagna sui 300-500 metri, 600 metri sul Carso, quindi potrebbe verificarsi ancora qualche spruzzata di neve anche sul Carso. Cielo da poco nuvoloso a variabile invece sabato 10 gennaio per il passaggio di nubi in quota. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata. Questo è il quadro meteo in avvicinamento al weekend, quindi secondo l'ARPA regionale. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi. Cominciamo come sempre con il Piccolo di Trieste, il balzo delle polmoniti, in Tasai pronto soccorso. Questo è il titolo principale, un fenomeno che effettivamente si sta verificando. Abbiamo anche delle segnalazioni qui in redazione. Nell'ultima settimana più 50% a Cattinara e Maggiore, salgono anche i ricoveri, i reparti in difficoltà, a rischio soprattutto le persone anziane, i soggetti fragili, fino a 261 ingressi al giorno. I vaccini in Friuli Venezia Giulia dobbiamo riuscire a farne di più, dicono i medici. Poi ancora la petroliera russa sequestrata nell'Atlantico del Nord dagli USA, con Trump al potere nasce l'impero della minaccia, il commento, poi Petrucco un piano per il dopo PNRR, si parla appunto di costruzioni di edilizia e grandi opere pubbliche. Barcola, lavori al porticciolo e una scalinata per Bow Beach, cantieri in vista dell'estate. L'accoglienza dei clochard a Trieste, attivi 235 posti letto, rete quadruplicata, carnevale a pagamento sì con deroga per i ristoranti. A Muggia reazioni al ticket, ne parleremo quest'oggi di questo e altro naturalmente con il sindaco di Muggia Paolo Polidori. La neve se ne va, Sale e Salamoia contro il ghiaccio, tregua per precipitazione e bora, resta il freddo, strade e marciapiedi sparsi, 120 metri cubi di materiale. La salatura dei marciapiedi vediamo qui lungo la strada per Longera, una delle vie che sono state interessate da questa operazione che è andata bene un po' in tutta la città, poi rivedremo anche il nostro servizio. La politica continuano le puntate del Piccolo sulla politica regionale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La Lega del Friuli Venezia Giulia non si schiera sul manifesto firmato da Zaia. Poi ancora il sindaco non chiede scusa, Schlein Befana, per Di Piazza fa tutto parte del gioco. Vediamo la musica, il rock prima e dopo, i nostri 10 anni senza David Bowie, e poi al Verdi di Trieste danza e lettere con Abbagnato. Uno sguardo anche alla pagina del Piccolo, volutamente lasciato a questa pagina, il Piccolo di Monfalcone e Gorizia,
per parlare del tentato omicidio e suicidio. Dal malore ai fendenti, raptus inspiegabile. Utili ha impugnato un coltellino con un lama di 7 centimetri, ha ferito la ex, poi si è tagliato la gola. Ricostruite le fasi del tentato omicidio-suicidio a Monfalcone. La mattina lui si era fatto visitare al pronto soccorso, di notte invece l'aggressione. Quindi Paolo Utili, prima di tentare di uccidere l'ex moglie Maria Rosa Codermaz, era stato al pronto soccorso di Monfalcone per un blocco intestinale. Quando lei, verso l'1 di notte, ha sentito rumori provenire dall'altra stanza, si è alzata pensando che lui stesse male. In quel momento, inspiegabilmente, l'uomo ha estratto la lama di 7 centimetri, l'ha colpita più volte, poi si è reciso la giugulare. Aveva insegnato a Gorizia, ingegnere prof, mite e taciturno, lo vedevamo passare in bici, dicono alcuni vicini. Si cercano cause e data della morte, spedite a Milano le spoglie dell'ex postino, un altro caso, 3 mesi di analisi, 90 giorni insomma di tempo per i periti. Sempre a Gorizia, con Go 2025, meno reati ma più turisti e borseggiatori, il bilancio della questura. Sparviere intrappolato, ora si muove la procura, ne abbiamo parlato in un nostro telegiornale di questo rapace appunto salvato dalla forestale. Il Palasport da risanare, intervento da 1 milione, lavori pubblici a Cormons, e ancora anno nuovo, scuole nuove, un tris di inaugurazioni. Vediamo ieri le prime lezioni nella sede di Ungaretti a Gorizia, De Amicis a Staranzano e Cuzzi a Monfalcone. Inaugurano 3 nuove scuole, una buona notizia. Andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani in edicola, poi torneremo sul piccolo per approfondire gli argomenti appunto più vicini a noi, delle notizie più vicine a noi. Allora, petrolio, Trump sfida Putin, gli USA sequestrano una nave cisterna russa nell'Atlantico, l'ira di Mosca, azione illegittima. Blitz anche nei Caraibi su un cargo legato al Venezuela. Ucraina, pressione di Zelensky su Europa e Stati Uniti per le garanzie di sicurezza. Questo il primo titolo del Corriere della Sera. H. Larenzia, assaliti 4 giovani, Meloni e tempo di pacificazione, Roma a spari a una sede CGIL. L'addio ai ragazzi della strage di Capodanno, i nostri angeli funerali, le parole e le lacrime di genitori e compagni. Capotreno ucciso, il killer espulso e rimasto in Italia. L'omicidio di Bologna. Non doveva essere in Italia Marin Jelenic, il 36enne croato arrestato dalla polizia a Desenzano con l'accusa di aver ucciso a Bologna il capotreno Alessandro Ambrosio. Era colpito da un ordine di espulsione emesso dal prefetto di Milano dopo che il 22 dicembre era stato sorpreso con un coltello. Vuole dare fuoco alla moglie, il figlio la salva, successo a Venezia. Andiamo a vedere la Repubblica, battaglia navale per il petrolio, anche qui gli USA a caccia della flotta fantasma russa, abbordata la marinera, ira di Mosca, greggio venezuelano, lite con la Cina, la Casa Bianca sulla Groenlandia, Trump sta discutendo l'acquisto, presto l'incontro tra Rubio e il governo danese. Poi ancora, anche qui i funerali, folla per l'addio ai ragazzi di Kranz, un padre, abbiamo sete di verità. E anche qui H. Larenzia, torna la violenza, Meloni chiede pacificazione. La Stampa, la guerra sporca del petrolio, gli USA requisiscono una petroliera russa e una nave senza bandiera, l'ira di Mosca e Pechino, la Casa Bianca punta su un accordo con la Danimarca all'accordo appunto con la Danimarca del 1951, stiamo trattando l'acquisto della Groenlandia. Sprofondo Trump e il commento, il video del presidente che insulta le atlete transgender. Senza pelle come scheletri scappavano dal Discobari, il racconto della tragedia della Constellation, parla un superstite, ai funerali lacrime e rabbia.
Il Fatto Quotidiano, referendum, 200 avvocati per il no e il sì è già in crisi. Bachelet con le firme possiamo vincere. Trump sequestra pure una petroliera russa, il bandito, lo definisce il Fatto Quotidiano, crisi come nel 1962, Mosca, legge del mare violata. Manovre sull'Iran, Donald sposta aerei, i russi evacuati da Israele. Rubio, però la Groenlandia non la invade, la compra. Il Giornale, vediamo, figli d'Italia, l'addio straziante ai ragazzi morti a Crans-Montana, polemica in Svizzera, i 2 gestori andavano arrestati. Quei genitori afflitti dal dolore siamo anche noi, è il commento. Scoppia dossieropoli, l'archivio di Mr. Report, la russa accusa il consulente di Ranucci, Bellavia spiava mio figlio, il garante della privacy apre un'istruttoria e Renzi difende il nostro scoop, lo scoop appunto del Giornale. Vediamo il Libero, tornano i picchiatori rossi, agguato ai giovani di Fratelli d'Italia, in 20 si appostano per sprangare 4 ragazzi che attaccano manifesti. Per H la Renzi e il PD neanche condanna Meloni, pacificazione. Giro di vite allo studio, era stato espulso il killer croato del capotreno. Vediamo che si fa luce su questa tristissima vicenda appunto di Capodanno, è scappata con la cassa, rogo a Crans, tutte le accuse alla titolare. E poi aveva ferito un militare, spara al ladro, carabiniere condannato. Domani, assalto USA la petroliera russa, Trump il bulimico sfida Putin, armi, energia, gas e regole, così von der Leyen vincola l'Europa all'America peggiore, dice il Domani. Violenza fascista, giornata shock ad H. Larenzia, Fratelli d'Italia, aggrediti i nostri militanti, quindi violenza e fascisti, questo è il titolo in realtà del Domani. Come ogni anno il 7 gennaio è andato in scena il rito del presente con i saluti romani per ricordare la strage di H. Larenzia. Il Sole 24 Ore, gli USA sequestrano petroliera russa nell'Atlantico, bloccata un'altra nave fantasma nei Caraibi. Mercosur verso il voto decisivo, poi ancora ONU, Israele adotta in Cisgiordania un sistema simile all'apartheid. Lollobrigida, con la reciprocità delle regole l'Italia è pronta a dare il via libera, parla il Ministro dell'Agricoltura. Alla notizia, commento la notizia che avevamo letto poco fa. Allora, andiamo avanti con il piccolo di Trieste, torniamo appunto sulle pagine del Piccolo per approfondire questa notizia che era in prima pagina, pronto soccorso emergenza polmoniti. Trieste durante le festività a Cattinara e al Maggiore ha registrato un 50% in più di accessi di pazienti, spesso anziani, con insufficienza respiratoria dovuta a complicazioni da virus influenzali, occupate tutte le stanze disponibili. Impegnati posti letto nei reparti, ogni giorno sono state 60-70 le persone rimaste in carico all'urgenza. Nella struttura di Cattinara 7-8 infermieri in servizio per ciascun turno, come in 8, ma ne servirebbero 10, dice il direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione di Asugi. Influenza, vaccinato un residente su 5, frenata per gli over 65, immunizzato il 54% degli anziani, numeri in crescita fra bambini e giovani, medici di base sia a campagne informative più forti. Regione, ok, la collaborazione, questo è il punto della situazione per quanto riguarda la campagna vaccinale. Allora, torneremo fra poco sulle notizie internazionali, ma andiamo alla politica. Manifesto di Zaia, la Lega nicchia, Fratelli d'Italia alla finestra, gelo di Forza Italia, nel carroccio approccio diplomatico e prudenza, il segretario D'Aosto, valutazioni da fare con serenità. Fedriga non commenta, ma in Piazza Unità non c'è sorpresa né fastidio. Anche Cisinta rimanda alla linea del partito. Rizzetto vicino su diverse posizioni, ma su Meloni non si discute. Cabibbo, siamo quasi allo slogan. Insomma, queste le reazioni al manifesto di Zaia. Vediamo ancora il patto agli alleati, no a schemi logori, società civile chiave, lo sguardo alle regionali per gli autonomisti, appunto
appunto il Patto per l'Autonomia, non esclude la corsa bis, deciderà il partito, dice Massimo Moretuzzo. E poi si torna ancora sul caso di Piazza Schlein. Di Piazza tira dritto e non chiede scusa, fa parte del gioco, dice il sindaco di Trieste, infastidito dal clamore, ma ora per i prossimi 30 giorni starò buono, promette il sindaco, e si riferisce al suo post proprio appunto con il volto di Elly Schlein sulla figura della Befana, appunto, con cui ha fatto gli auguri a tutti per l'Epifania. Allora, noi abbiamo sentito la segretaria del Partito Democratico provinciale di Trieste, Maria Luisa Paglia, e la deputata di Fratelli d'Italia Nicole Matteoni. Sentiamo le interviste di Umberto Bosazzi. Il giorno dopo la pubblicazione sulla pagina Facebook del sindaco del post con gli auguri ad una Befana con l'effigie della segretaria nazionale del PD Elly Schlein, la polemica non accenna a diminuire. Da tutta Italia continua da sinistra la pioggia di prese di posizione che condannano l'uscita del sindaco. A livello locale la segretaria provinciale del Partito Democratico rincara la dose, ricordando un'altra recente sortita di Roberto Di Piazza. È stato lo stesso sindaco che ha considerato normale dire in consiglio comunale: non mi faccio comandare da una donna per rispondere a un dibattito sulla capinovia. La deputata meloniana Nicole Matteoni non condanna il post del sindaco e grosso modo usa le stesse parole di Piazza, ma non certo per minimizzare, quasi a voler rilanciare. Scopriamo oggi che la sinistra è ancora capace di indignarsi, però non lo fa quando appaiono minacce di morte contro la Premier, non lo fa quando i pro Pass sfasciano le città, non lo fanno quando insultano Meloni, non lo fa, come dicevo, quando vengono attaccate le donne di destra. Maria Luisa Paglia ne fa una questione di genere, ma in realtà il suo è un discorso prima di tutto politico, laddove l'esponente di Fratelli d'Italia sottolinea la coda che sta caratterizzando ora la vicenda. Si sta trasformando un ruolo istituzionale in un ruolo di potere, utilizzandolo in modo arrogante e su un palcoscenico per umiliare qualcuno. Sulla pagina Facebook della segretaria regionale del PD vengono ospitati commenti contro Di Piazza veramente pesanti, che invece appunto di condannare la segretaria continua a commentare. La polemica non si chiude affatto. Paglia non rinuncia ad un affondo, Matteoni ad una replica a sua volta piccata. Il fatto di essere stati alla ribalta dei media a livello nazionale ci ha ridicolizzato, allora io penso che Trieste non merita questo. Sinceramente trovo questa polemica un po' sterile e stiamo ancora aspettando la richiesta di dimissione di Landini dal PD di Trieste per aver dato della cortigiana a Giorgia Meloni, quindi una sensibilità e a intermittenza che ovviamente rimandiamo al mittente. Allora, questa è la polemica, ci sono anche delle mail su questo argomento, ci scrivono ad esempio Claudio, anche Ines, che dice complimenti a Macete, bravo sindaco, si riferisce proprio alla parodia che ha fatto Macete, Flavio Furian in particolare, insieme a Maxino, di questa vicenda, imitando sempre naturalmente il sindaco di Piazza. Rivediamolo insieme. Comunque il comunicato di scuse è qui pronto, guardi, ho già pronto qui il comunicato di scuse. Cominciamo da là, che almeno siamo sicuri che su quello non sbagliamo. Ufficiale, in presa diretta, possiamo andare perché le scuse sono importanti. Vado bravissimo. Direttamente. Diretta, okay? Presa diretta, via. Pronti? Via. 1, 2, 3, via. Carissimi, io mi rendo conto che certe volte delle cose succedono, ma so anche a un certo punto fare dei giusti comunicati. E questo è un comunicato ufficiale che voglio leggervi. Cari cittadini, è il vostro sindaco che vi parla. Un sindaco, certo, ma ricordiamo, pur sempre un uomo. E come uomo posso anche sbagliare, raramente, ma può succedere. Ieri con leggerezza ho pubblicato un'immagine offensiva e lesiva di una personalità che merita assoluto rispetto. Ho causato imbarazzo ai miei collaboratori, ai miei cittadini, a tutto il centrodestra. Ho capito il mio errore e voglio chiedere scusa. Scusa con la S maiuscola, scusa dal profondo del mio cuore. È stato azzardato, sessista e inappropriato abbinare l'immagine di chi è un'autorità per molti ad una figura folcloristica di fantasia.
L'immagine della Befana con il viso di Elish Lane è stato un errore e chiedo scusa. Chiedo 3 volte scusa. Chiedo 100 volte scusa. La Befana, perché povera, dai, così coccole associarla a quel cugno, per favore, dai. Mi pare un po' esagerato. Povera sta Befana che gli ho messo quella faccia là. Ma ti pare anche giusto, insomma, una cosa del genere? Certe volte anche i sindaci fanno gli errori. Ecco, questa è una cosa che bisogna dire. Sono contento di aver finalmente detto questa cosa qui, che mi tenevo un groppo dentro, veramente, era un peccato. Guardavo questa immagine e dicevo non può essere. Allora è andato bene, volevate chiedo scusa, ho chiesto scusa come avevate detto. Questo è il senso, però... Volevate chiedo scusa, mi sembra buono, insomma. Ufficio stampa, dai. Bravi, benissimo, insomma. Che uomo però, no? Che so chiedere anche queste cose. Io vengo lì e proprio senza chiedo scusa, perché sono un uomo. Capisci questa cosa qui? Questo è un messaggio che mi ha commosso veramente. Bene, sono contento. Allora, questa è la parodia che ha avuto evidentemente molto successo. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città e abbiamo a telefono il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Un giorno faremo anche la parodia mia, magari. Ecco, la parodia di Fulvio De Grassi sarebbe carina. Furian De Grassi. Furio, Flavio Furian. Glielo diremo la prossima volta che lo vediamo, suggeriamo questa, dai, potrebbe essere una bella idea. Torniamo seri, diciamo... Sì. Diciamo, per quanto riguarda la situazione attuale, la notte appena passata, come potranno vedere tutti, il tempo è sereno già da ieri, perciò precipitazioni non pervenute sfortunatamente. Attenzione solamente che la temperatura è scesa sotto allo zero, soprattutto, ma anche in città siamo sui 2 sotto zero qua da noi, penso che in città saremo poco via. E in altopiano soprattutto sono date temperature ancora più basse, perciò attenzione soprattutto dove ci possono essere degli sversamenti d'acqua da qualche proprietà o da qualche perdita, ci potrebbero essere problemi con gli astroni di ghiaccio, perciò attenzione sia a chi guida e anche ai pedoni. Per il resto, come notate, è stata tranquilla, la viabilità è tutta percorribile. A proposito del meteo, non ci sono problemi di percorribilità per quanto riguarda le principali arterie. Come giornata odierna non abbiamo grosse cose in programma, abbiamo un attimino. Sta consultando un po' la nostra agenda. Diciamo abbiamo una comunicazione giunta già da ieri per uno scavo in strada. Che miseria. Ecco, località Contoveglio, questa finirà sicuramente in parodia, assolutamente. Sì, guarda, non occorre neanche che venga a furia, basta io. Allora, in località Contoveglio, numero 633, una buca su asfalto a bordo strada, dovrebbero niente di tale. Questa sera alle ore 20 c'è la pallacanestro, l'incontro di Coppa della Pallacanestro Trieste, potrebbero esserci dei rallentamenti in zona. Per il resto non abbiamo altre cose in scadenza o quali manifestazioni o altro che potrebbero andare ad inficiare l'andamento della giornata. Ovviamente, come sempre, speriamo non ce ne sia bisogno. Se ci sarà qualcosa di grosso ci sentiamo più tardi. Benissimo, allora rinnovo l'appuntamento al telegiornale dell'ora di pranzo, se non c'è niente insomma di più urgente prima. Grazie, buon lavoro e buona giornata a lei e ai suoi colleghi. Un saluto a tutti, buon lavoro. Grazie, un saluto e alla prossima parodia insieme al commissario Fulvio De Grassi. Allora, torniamo agli argomenti invece tristi del giornale di oggi, in particolare la pagina della cronaca nera. Il killer del capotreno di Bologna voleva scappare da Tarvisio. Il PM ha agito per motivi abietti, ha detto appunto il PM. Marin Jelenic, 36enne croato, il giorno dell'Epifania aveva acquistato
acquistato un biglietto del treno per Villacco. Il 30 dicembre era stato controllato al valico di frontiera di Trieste e aveva un ordine di allontanamento. Questo è successo ed è stata ricostruita così la vicenda. Nel veneziano, barista freddato in campagna, arrestato il presunto omicida, svolta nelle indagini sull'omicidio di Sergiu Tarna. La procura ha disposto l'arresto di un uomo con l'accusa di omicidio sospettato di aver preso parte alla morte del 25enne freddato con un colpo di pistola alla tempia nella notte del 30 dicembre. Un altro suicidio e tentato omicidio, il malessere, il rientro, le coltellate, il suicidio, un raptus nella notte, ricostruita la dinamica del tentato femminicidio. Lei voleva aiutarlo. Uno dei due fendenti al petto e poi altri in rapida sequenza all'addome, inferti con un coltello a serramanico, lama di 7 centimetri, non stava bene da alcuni giorni. Il monfalconese Paolo Utili, del 55, laurea in ingegneria, ex insegnante in pensione di scienze e tecnologie meccaniche dell'Istituto Statale Galilei di Gorizia, la mattina stessa del tentato omicidio dell'ex moglie Maria Rosa Codermaz si era recato al pronto soccorso di via Galvani per un malessere che lo affliggeva da qualche tempo e gli dava il tormento, un blocco intestinale. Anche Maria Rosa, professoressa di italiano all'odierno Istituto Sandro Pertini, fin dai tempi in cui costituiva la succursale del Ranieri Mario Cossar negli anni 90, era preoccupata per lui. I due si erano sposati nel 2007 in età matura e si erano separati consensualmente 10 anni dopo. Utili aveva traslocato ed era andato a vivere dalla madre, ma 5 anni fa, nel 21, aveva chiesto all'ex di poter tornare a risiedere nella vecchia dimora coniugale e lei aveva consentito. Se dissapori, normali liti tra marito e moglie c'erano stati, non dovevano essere risultati di particolare entità alla luce della comune decisione. Per questo i due dormivano in stanze separate, Codermaz in un lettino in soggiorno e Utili in una cameretta nell'appartamento, ed è il perimetro del salotto unitamente al corridoio che la notte a cavallo dell'Epifania si è consumato il dramma. Al Civico 8 di via De Senibus, palazzone colore cru di 9 piani in zona centralissima a Monfalcone, secondo piano. Quindi questi i fatti. Rivediamo insieme il nostro servizio. Ieri siamo stati sul posto, abbiamo sentito anche alcuni vicini e il sindaco di Monfalcone, Fasan. Sentiamo. È stato posto sotto sequestro dalla questura di Gorizia l'appartamento di Vicolo De Senibus qui a Monfalcone, dove Paolo Utili ha accoltellato la compagna 63enne per poi togliersi la vita. La donna Maria Rosa Codermaz, colpita più volte dal compagno con un coltello, si è salvata, è ricoverata all'ospedale triestino di Cattinara ed è stata dichiarata fuori pericolo. Per il 70enne invece i soccorritori non hanno potuto fare nulla, è morto dissanguato dopo essersi inferto profonde ferite al collo con la stessa lama. La procura di Gorizia ha già disposto l'autopsia sul cadavere. Il giorno dopo la tragedia c'è ancora incredulità tra i vicini di casa, che hanno poca voglia di parlare. Dalle poche testimonianze pare emergere una coppia discreta e solitaria, due ex insegnanti in pensione che nessuno aveva mai sentito litigare o urlare prima di ieri notte, quando si è consumata l'aggressione. Neanche non li conoscevo. Qua in questa casa c'è ognuno per sé. Una cosa strana, perché non avevamo mai una casa molto tranquilla. Non ti senti baruffe, cose. Sono rimasta male da anzieri, perché dico, ma come? Addirittura il secondo papà. Non conosceva le persone? No, non le conoscevo né di vista né niente, però sì, insomma, non è che abitando qua dietro proprio non è bello sentirlo e non ti senti neanche più tanto al sicuro, no? Di girare così. È stata la dirimpettaia a chiamare i soccorsi, vedendo Maria Rosa Codermaz accasciata sulla porta sanguinante. Poco dopo Paolo Utili ha rivolto l'arma contro di sé, ferendosi alla gola. Anche lui è stato portato d'urgenza a Cattinara, ma è morto poco dopo in ospedale. Gli agenti della Polizia di Stato, del commissariato locale intervenuti sul posto, attendono ora di poter sentire la versione della donna sopravvissuta per far luce sulla dinamica
dinamica e i motivi alla base del gesto, una tragedia che ha colpito tutta la comunità. Sono letteralmente sconvolto per quello che è accaduto, anche perché a quanto pare queste erano persone tranquillissime, 2 ex insegnanti, non avevano mai dato in precedenza situazioni di criticità anche nel rapporto tra di loro, per cui è stato un fulmine a ciel sereno. Ci sono ancora tutti gli approfondimenti anche sul giornale su questo fatto che insomma ha destato così molto scalpore naturalmente nella comunità monfalconese. Non solo, la Presidente della Commissione Pari Opportunità di Monfalcone, Sabina Cauci, con Pari Opportunità sosteniamo le vittime di violenza, poi Borsolin e Saullo dell'opposizione, non si fa abbastanza per contrastare questi fenomeni. Quell'ingegnere schivo dall'umorismo sottile fin dai tempi del liceo, il ricordo dei compagni di classe della sezione D dello scientifico Buonarroti. Non parlava mai di cose personali, l'architetto Morena dice era sempre serio. Qui di spalla c'è anche il resoconto invece del questore di Gorizia di un anno di attività in provincia di Gorizia, ma in particolare con un focus sugli ammonimenti del questore che sono triplicati in 2 anni. Noi ieri abbiamo parlato anche di questo, ma vedremo nuovamente il servizio appunto sul bilancio insomma, del 2025 della Questura di Gorizia subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Ora ci fermiamo, a fra poco. Rieccoci in diretta. Allora, vi dicevo prima della pubblicità, meno reati nell'anno di Go 2025, ad esempio i furti sono calati del 5%, così ha raccontato ieri il questore di Gorizia Di Ruscio. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Capitale europea della cultura con Nova Gorizia, tappa transfrontaliera del Giro d'Italia, sede di eventi e grandi concerti, dai Massive Attack ai 30 Seconds to Mars alla Casa Rossa. Il 2025 è stato un anno di particolare rilevanza per Gorizia e per l'intero territorio provinciale. Lo ha ripercorso il questore Luigi Di Ruscio, elencando i risultati di un anno di lavoro della polizia per garantire sicurezza, ordine pubblico e una serena fruizione delle iniziative da parte di cittadini e visitatori. Qualche dato: oltre 3.000 sono stati i servizi di ordine pubblico eseguiti, tanti per una provincia come Gorizia. I furti sono diminuiti però di circa il 5%, anche grazie al lavoro di prevenzione che ha permesso di evitare in provincia esperienze di ghettizzazione o di presenza dei cosiddetti maranza. Tra i provvedimenti emessi dal questore ci sono stati 40 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, 120 provvedimenti di divieto di ritorno, 16 DACUR per l'accesso ai locali pubblici e 6 DASPO in ambito sportivo, oltre a 4 sorveglianze speciali e 16 avvisi orali. Rafforzata anche l'attività di prevenzione e controllo del territorio con servizi straordinari e operazioni ad alto impatto contro criminalità giovanile, spaccio e guida in stato di ebbrezza. Rilevante infine è stato concluso la cooperazione transfrontaliera con la polizia slovena, simbolicamente celebrata anche con la cerimonia per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato nell'area della Transalpina. Torniamo sul piccolo, parliamo di sanità regionale, case di riposo in difficoltà. La Regione prepara la riforma, affidato all'Università di Udine uno studio sul rafforzamento del sistema pubblico di assistenza. Caro energia e costi del personale, aumenti delle rette fino al 7%. I rincari toccano molte strutture pubbliche in tutto il territorio, da Trieste a Udine e Gorizia. Le maggiori spese sono legate soprattutto al nuovo contratto delle cooperative sociali. La Lotteria Italia bacia il Friuli Venezia Giulia, vinti 100.000 euro lungo la A23, il tagliando staccato nell'autogrill Ledra Est, biglietti fortunati venduti anche a Trieste e a Udine. Andiamo ancora avanti, la pagina dell'economia, il successo negli USA lancia i Ray-Ban Display, l'Europa deve attendere. Ora la cronaca invece di Trieste.
Eccola qui, allora emergenza senza tetto in città, 235 posti letto per accoglierli. Dal 2020 la rete comunale è più che quadruplicata. L'assessore Tognoli dice fenomeno da affrontare tutto l'anno. Ieri ci siamo occupati anche, qui vediamo un altro approfondimento, c'è anche chi rifiuta gli aiuti e torna subito sulla strada, è vero anche questo fenomeno, a volte si presentano persino dei nuclei familiari rimasti senza casa, possiamo vedere il giornale, ma vi dicevo appunto ieri abbiamo sentito il presidente di ICS Schiavone sulla questione freddo che impatta naturalmente anche su chi come i migranti sulla rotta balcanica ancora dorme all'addiaccio nella zona del Porto Vecchio. Rivediamo insieme il servizio. Lasciare le persone in queste condizioni è come tentare di ammazzarle sostanzialmente, e in effetti abbiamo avuto diversi ricoveri in ospedale in questi giorni. A Trieste, allarme freddo, le gelide temperature hanno già provocato i primi casi di ipotermia e di intossicazione da fumo. Sì, perché i migranti provenienti dalla rotta balcanica che dormono all'addiaccio nei magazzini in Porto Vecchio accendono fuochi per mangiare e scaldarsi. È il caso di un 34enne di origine irachena ricoverato in ospedale per grave insufficienza respiratoria. Ecco quanto denunciato da Gianfranco Schiavone, presidente di ICS. Fra i magazzini vicini al varco monumentale di Largo Città di Santos c'è un continuo via vai di persone che entrano ed escono dagli stabili abbandonati per procurarsi cibo e vestiti per scaldarsi. È una situazione assolutamente drammatica perché superiamo sicuramente le centinaia di persone, difficile dire il numero esatto, ma c'è stato un ulteriore rallentamento di tutte le attività amministrative durante il periodo natalizio, come se il problema sostanzialmente non ci fosse. C'è una glaciale indifferenza verso la vita di queste persone, la questura ha messo in atto delle tattiche totalmente illegali, illegittime di rallentamento dell'accesso alla procedura. Ne abbiamo parlato lungamente col questore, che poi sui giornali diciamo un po' ovviamente non ha ammesso, ma durante la riunione non ha potuto smentire in realtà i dati che abbiamo portato. Il periodo di attesa si concentra essenzialmente in questo: abbiamo 20, 30, 40, 50 giorni di attesa per diventare richiedenti asilo, e quindi durante i quali le persone sono completamente abbandonate in strada. Dunque l'appello del presidente di ICS rivolto alla politica e alle istituzioni per un cambio di atteggiamento al fine di scongiurare tragedie. Riconoscere che questa situazione esiste e che va gestita, e che la deterrenza, perché questa è una strategia di deterrenza, cioè non faccio trovare nulla così le persone non ci saranno, non verranno, è una strategia stupida dal punto di vista proprio intellettivo ed è immorale. Quindi semplicemente ognuno si tenga le opinioni che ha, ma bisogna intervenire a salvaguardia della vita umana. Allora, torniamo ancora sul giornale, sul piccolo di Trieste, vediamo altre notizie. Orfani cresciuti dall'arma, sono 20 e tutti minorenni, così restano in famiglia i figli dei carabinieri morti in servizio e non. Poi ancora la denuncia di una madre: mio figlio rapinato a bordo dell'autobus, serve più controllo. Mio figlio, dice questa madre, è stato aggredito e rapinato sulla linea 29 la sera del 6 gennaio. Per fortuna non è rimasto ferito, non gli hanno portato via oggetti di particolare valore, ma l'accaduto conferma come Trieste sia ormai cambiata e dimostra che nessuno può sentirsi più al sicuro. A raccontare la brutta esperienza vissuta dal figlio 20enne è una mamma triestina, Sara, che ha deciso di rendere pubblico l'accaduto nella speranza di richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza, sempre più sentito dai cittadini. Parliamo di un caso di cronaca che ieri ha visto un altro capitolo con l'udienza per l'affidamento dell'autopsia. Ex postino morto, al via i test sui resti, 3 mesi per conoscere la verità. Lo scheletro ritrovato nel pozzo a breve verrà trasferito al Labanov di Milano per gli accertamenti. I periti incaricati dal GIP dovranno rilevare anche eventuali fratture o segni di violenza sulle ossa. Il giallo appunto di Poggio, terza armata di Sagrado. Allora rivediamo insieme il nostro servizio.
Caso dell'ex postino Vito Mezzalira, sarà effettuata il prossimo 3 febbraio all'Istituto di Medicina Legale di Milano l'autopsia sulle spoglie mortali del 66enne triestino scomparso nel 2019 dalla sua casa di Poggio Terza Armata di Sagrado, dove era andato a vivere dopo la pensione. Il cadavere è stato ritrovato lo scorso novembre in fondo a un pozzo sigillato nel giardino sul retro della casa. L'incarico per l'esame autoptico è stato conferito oggi nel corso dell'udienza al Tribunale di Gorizia, insieme alle altre operazioni peritali che avranno valore di incidente probatorio. Nell'inchiesta sono indagati l'ex compagna dell'uomo Mariuccia Orlando, il figlio della donna Andrea Piscianez e il fratellastro di lei Moreno Redivo. Devono rispondere di concorso in omicidio volontario, sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata per la riscossione della pensione dell'ex dipendente delle Poste, proseguita per anni dopo la scomparsa. Alberto Polacco, avvocato della Orlando, al termine dell'udienza odierna nel Tribunale di Gorizia ha ricordato che è stata proprio la difesa ad aver chiesto e ottenuto l'incidente probatorio per cristallizzare le prove e portarle poi in contraddittorio. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 22 maggio. Il giudice ha concesso 90 giorni di tempo agli esperti incaricati delle perizie. Allora, ancora avanti, altre notizie di cronaca, sempre sul piccolo di Trieste, coppia di passeur fermati con 9 migranti, il coroneo strapieno, lui in cella a Venezia, il fermo al valico di Fernetti. Furto al sushi e botte agli agenti, ladro arrestato con la cassa, nel mirino 2 locali tra vie dell'orologio e le rive. Ancora un caso di qualche tempo fa, lo ricorderete sicuramente, giovane operaio morto in cantiere, nel fascicolo salgono a 5 gli indagati. Iniziata la perizia sul macchinario che travolse Andrea Misson, di 21 anni, durante i lavori in una casa in Costiera. L'inchiesta è per omicidio colposo. Le scuole riaprono ma il freddo resta, temperature minime ancora sotto zero. Oggi cielo terso e colonnina di mercurio che di notte scenderà fino a -8 e sabato tornerà a soffiare la bora. Queste le previsioni del tempo, emergenza neve e ghiaccio ormai superata, ma il freddo non allenta la morsa, con temperature attorno allo zero e di notte anche al di sotto. Oggi riaprono le scuole, sono già riaperte, stanno riaprendo in questi minuti, a Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, dopo il giorno di stop forzato deciso dai sindaci per scongiurare criticità nel giorno delle gelate. Dopo 2 giorni di neve e bora, oggi finalmente anche i refoli dovrebbero placarsi, cedendo il passo al bel tempo. Il cielo terzo però porterà con sé ampie gelate notturne nei posti in cui la neve si è accumulata al suolo, come spiega il meteorologo dell'ARPA Livio Stefanutto. Qui la colonnina di mercurio di notte potrà addirittura segnare -8 gradi, in città invece l'oscillazione del termometro sarà compresa tra lo 0 e -2. Qui vediamo alcune immagini della giornata di ieri, in particolare lotta contro il ghiaccio, sparsi sulle strade 120 metri cubi di sale, sono stati oltre 140 gli operatori impiegati per fronteggiare l'ondata di gelo. Per evitare che il vento spazzasse via i cristalli è stata buttata anche la salamoia. Anche noi ieri ci siamo occupati con il nostro Gianluca Paladin della salatura delle strade e dei marciapiedi che ieri mattina erano ancora un po' ghiacciati. Oggi la situazione è sicuramente migliore, poi lo vedremo nel corso della trasmissione, ma intanto rivediamo il servizio di Gianluca Paladin. Siamo a Cattinara, siamo all'ingresso del pronto soccorso, all'ospedale. L'effetto degli spargisale sono evidenti, l'effetto è evidente. Questa era la zona critica. Gelate al suolo, rientrata l'emergenza. Fra marciapiedi, parcheggi e piazzali anche oggi si è dovuto prestare attenzione, ma il super lavoro degli spargisale, andato avanti per tutta la notte nella provincia di Trieste, ha dato i suoi frutti per quanto riguarda la sicurezza sulle strade. Nessun incidente legato alle condizioni meteo, a parte qualche limitazione, il trasporto pubblico locale è tornato a regime in poche ore. La bufera di neve che ieri si è scatenata per tutto il giorno sul Carso, a Trieste e nei comuni limitrofi aveva reso impraticabili diverse vie. In alcune località dell'altipiano nemmeno si camminava. Come detto, una delle zone critiche era il rione di Cattinara. È sulla strada che porta all'ospedale che i mezzi spargisale sono stati più impegnati.
Mano a mano che andiamo avanti, vedete l'effetto della salatura sul manto stradale così evidente, che ha permesso di tornare, ecco il sale, che ha permesso di tornare a percorrere le strade in sicurezza. Però, come potete vedere, sui marciapiedi c'è ancora presenza di neve, c'è ancora presenza di ghiaccio. Per la giornata di oggi era stata emanata l'ordinanza sindacale che ha determinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, lo stesso anche a Morrupino, Muggia e San Dorligo della Valle. E qui c'è ancora ghiaccio per terra, come potete vedere siamo nel rione di Campanelle, all'ingresso, ma la scuola è chiusa, dell'istituto Galvani. Si cammina, bisogna solo stare attenti perché ovviamente c'è presenza di ghiaccio. I carabinieri sono sul posto per un servizio d'ordine di prevenzione. Qui c'è la ciclabile, è ancora ricoperta da neve e ghiaccio. Abbiamo fatto un salto ad altura, la scuola media e la scuola elementare chiusa per precauzione con l'ordinanza contingibile urgente a firma del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Ghiaccio sulle scale che portano alla cancellata principale. Ecco, qui sul marciapiede di via Alpi Giulia il ghiaccio c'è ancora, in alcune zone si scivola proprio, bisogna stare attenti, ci sono le impronte di chi è passato, in realtà noi vediamo pochissime persone in giro in questo momento, bisogna avere le calzature corrette che possono garantire un maggiore attrito sul marciapiede, perché ecco qui per esempio si scivola molto anche se ho le scarpe adatte, quindi prestare molta attenzione per quanto riguarda i pedoni che si avventurano nelle varie aree della città. Qui, essendo nella zona di altura, siamo abbastanza in alto, quindi la neve è ancora presente, il ghiaccio è ancora presente, sui marciapiedi bisogna ancora stare molto attenti. Allora, restiamo ancora nel congelamento, diciamo, del clima, ma per parlare invece della riqualificazione congelata, fra virgolette, al porticciolo di Barcola, completata al 75%, ma un cavidotto non previsto costringe a sospendere i lavori. La responsabile Gamba, variante di progetto in lavorazione, ripartiremo presto, dice, per quanto riguarda l'opera pubblica. In attesa di partire anche la rimozione dei corpi morti presenti sul fondale. Una nuova scala in muratura per la spiaggia dei Cani, la sicurezza di Bau Beach, la nuova scala in muratura appunto per l'accesso alla spiaggia dedicata ai cagnolini. Lavori in vista in strada del Friuli, nuovo muro di contenimento. L'intervento partirà a breve nel tratto fra i civici 120/1 e 169, interessato dai recenti cedimenti. Ne avevamo parlato anche qui a Sveglia Trieste tempo fa con segnalazioni proprio da parte dei nostri telespettatori. Borgo San Mauro si dona una spesa con il pranzo solidale a Duino Aurisina, Borgo San Mauro in particolare. I cittadini di San Dorligo della Valle votano il bilancio partecipativo da domani fino al 24 gennaio, questa operazione San Dorligo della Valle. Biglietto d'accesso a Muggia, e ne parleremo più tardi, fra poco, insomma, con il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Una deroga per i ristoranti. Gli esercenti sono favorevoli a un filtro dopo le 19, ma pensano ai loro clienti. Attesa per le regole del comune sulle agevolazioni e le esenzioni previste. Ticket sì, ticket no, l'introduzione del biglietto d'ingresso alla festa di Carnevale dopo le 19 con varchi d'ingresso ed uscita continua a essere tema di dibattito a Muggia. Il costo per ora indicato è di 10 euro. Ma è tutto in divenire. Manca poco più di un mese alla festa muggesana per antonomasia e sono ancora tanti i dubbi da sciogliere sulla questione. Voci di piazza raccolte nelle calli della cittadina parlano di un numero di residenti favorevoli all'iniziativa nettamente superiore a quelli contrari. Proprio i residenti sarebbero comunque esentati dal pagamento, ma non dal dover superare un varco ad essi dedicato, mostrando un documento di identità. Muggia diventa ostaggio di bande di giovinastri senza rispetto, pericolosi in giornate che dovrebbero essere invece di festa e attese con trepidazione da tutti, soprattutto da chi contribuisce a realizzare l'essenza del carnevale, autentica festa muggesana, dicono quelli a favore del biglietto d'ingresso e del conseguente filtraggio. È sicuramente un provvedimento che sta facendo discutere. Anche Cisint difende Polidori, scelta giusta il ticket, a Monfalcone
Falcone non serve, l'europarlamentare con il collega di partito, ma la situazione a Monfalcone, dice, è completamente diversa da quella di Muggia, nonostante leghi le due cittadine l'amore proprio per il carnevale. Con le Energiadi, la scuola Sauro si trasforma in centrale elettrica. Una staffetta di comunità permetterà di produrre corrente per 36 ore semplicemente pedalando. Una bella iniziativa. Allora, a Montuzza rinnovata la tradizione del pranzo per i bisognosi, ancora avanti per gli spettacoli Magia al Gran Galà di Confcommercio, momento della serata al Teatro Rossetti. Invece ieri ci siamo occupati del successo dello spettacolo di beneficenza al Miela per gli alluvionati dell'Isontino di metà novembre. Allora rivediamo insieme il servizio di Umberto Bosazzi. Nonostante un clima che scoraggiava le uscite serali, il cuore buono dei triestini ha battuto ancora una volta a favore di chi si trova in difficoltà. Circa 3.000 euro sono stati raccolti lunedì grazie a Gran Varietà, Demoghe una man, l'appuntamento organizzato da Alessio Colautti al Teatro Miela per aiutare le popolazioni colpite dall'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sull'Isontino lo scorso novembre. L'incasso sarà consegnato alla Protezione Civile regionale. Sul palcoscenico si sono alternati alcuni artisti triestini che subito hanno accolto l'invito ed hanno dato vita ad uno spettacolo riuscitissimo. Il coro Scherzo Armonico ha proposto una serie di brani rinascimentali, Andrea Binetti ha regalato momenti di operetta, Marzia Postonia si è esibita nel sempreverde cabaret ed ha proposto una Maldobria, assieme a Colautti, che fra l'altro ha eseguito un brano di Elvis Presley e Non ti scordar di me, i due beniamini della piccola lirica hanno eseguito Cincillà. Michela Vitali ha salutato con un monologo le donne triestine della musica, nella poesia e nell'arte. Ad una di esse, l'indimenticabile Liliana Bambošek, è stata dedicata una serie di letture proposte da Paolo Dalfovo e Sabrina Censchi-Gojak dell'Armonia. Anche il nostro Marco Stabile è salito sul palcoscenico del Miela per raccontare attraverso un suo emozionante scritto le prime fasi dell'intervento. 4 volontari della Croce Verde Goliziana, padre, madre e le 2 figlie gemelle diciottenni, hanno portato il proprio contributo allo spettacolo, curato da Marco Ballaben per la parte musicale, che si è concluso con un travolgente e scabroso Le donne studiar dalla Vedova Allegra. Gran Varietà, Demoghe una man, proposto da Note in Caffè, è stato realizzato con la collaborazione dell'Armonia, del Circolo del Dialetto Triestino e della Cooperativa Bonaventura. Allora restiamo nella pagina della cultura e degli spettacoli, l'intreccio tra danza e letteratura, il Verdi, il corpo di ballo dell'Opera di Roma con i titoli di Petit, Weldon, Pastor Rabbagnato interpreterà La Rosa, ispirato a una poesia di William Blake, e poi ancora David Bowie, 10 anni senza il genio, mandato sulla terra per reinventare il rock e stravolgere il mondo. Vi ricordo anche l'appuntamento di questo pomeriggio alla libreria Lovat alle 18 per la presentazione del nuovo libro Storie, retroscene e segreti di un talk show di successo del nostro direttore Luigi Bacialli. Rivediamo insieme l'intervista. Direttore, quasi 20 anni di Focus, un libro che ne ripercorre la storia anche per valorizzare l'importanza dei talk show come confronto diretto. Questo è uno dei motivi per i quali ho deciso di raccontare un po' la storia dei dibattiti televisivi, ovviamente del nord-est e in particolare sulle nostre emittenti, cioè la possibilità di avere ospiti che si confrontano e spesso si scontrano, senza però possibilità di tagli, mediazioni, ritardi nella messa in onda, quel che succede per esempio sui social, dove ci sono confronti raccapriccianti a volte, non sono mai diretti perché c'è qualcuno, nella peggiore delle ipotesi, che insulta l'altro e l'altro risponde in maniera altrettanto magari triviale, ma 3 giorni dopo. Poi ci sono anche ovviamente comunicazioni molto più civili anche sui social, ma c'è sempre questo ritardo nei tempi. Invece la diretta non ti lascia scampo. Tanti aneddoti, tantissimi in questi anni, è la storia anche di un gruppo importante. È il frutto di un lavoro di squadra, quindi giornalisti, tecnici che non compaiono, servizi che mandiamo in onda, tecnici che si occupano anche non soltanto della parte
tecnica vera e propria, ma che per esempio devono anche mandare in onda i messaggi e con un solo regista, io lo metto sempre in evidenza. Noi abbiamo un regista straordinario e sono tanti i nostri registi, ma lavorano una sola volta, c'è un solo regista la sera nei nostri talk che controlla 8 telecamere, e poi c'è il conduttore che fa il suo mestiere. Non c'è bisogno di autori. La realtà del talk è quella proprio di un prodotto che è fatto sul momento. No, il cardine dei nostri talk sono gli ospiti ai quali noi chiediamo di dire la loro in maniera molto aperta e senza mordacchie, senza censure, senza bavagli. Cioè quel che avviene qui è quello che non sempre in televisione si vede. E quindi c'è questo appuntamento alle 18 alla Lovat in Viale 20 Settembre, c'è anche l'appuntamento appunto qui sul Piccolo. Restando sul Piccolo, ma nell'edizione isontina, vediamo un caso da Gorizia. Manca il gas nel grattacielo, costretti a cucinare col microonde. La protesta nel complesso di Via Faiti che ospita 32 persone. Il riscaldamento funziona, i fornelli di casa invece sono inservibili. La squadra di ciclismo e la raccolta fondi a favore dell'associazione SOS Rosa, sempre a Gorizia, poi ancora alla scuola, l'abbiamo visto prima in prima pagina, Ungaretti, il ritorno alla normalità dopo 2 anni, un bell'inizio di 2026, arredi nuovi, grandi spazi, lavori per 1,5 milioni. La Dante Alighieri a Turriaco apre le porte, domani un'ora di Open Day. A Staranzano la nuova De Amicis, tutti felici e soddisfatti, piace il plesso della primaria che accoglie 350 bambini a Staranzano. A Monfalcone primo ingresso all'elementare Cuzzi, stabile green al 100%. Questi i movimenti per quanto riguarda le scuole dell'Isontino. A Monfalcone i cantieri di lavoro danno un respiro a 10 persone in disoccupazione. La Giunta ha dato il via libera alla domanda di contributo alla Regione, impegno per 174 giornate con turno di 6 ore. Qui vediamo uno dei parchi urbani alla periferia monfalconese, oggetto proprio dei cantieri di lavoro. Daspo e 200 euro di multa a un mendicante al mercato, la sanzione applicata dalla polizia locale, sempre a Monfalcone. Piccioni e Sparviere imprigionati, la procura ha aperto un fascicolo, si indaga per uccellagione e maltrattamento di animali. Nella gabbia c'era anche un po' di cibo, la scoperta sul tetto in via Duca d'Aosta. Confartigianato, casa albergo, la consegna dei doni agli anziani. Poi ancora l'ultimo addio della città Giosi, una vita intera dedicata alla danza, i funerali lunedì 12 gennaio, una recente foto qui vediamo di Giuseppina Cianci Tuni, detta appunto Giosi. Il bonus energia a favore delle famiglie fa il pieno di domande. A Ronchi dei Legionari, con il contributo del comune di 25.000 euro ne saranno accolte 200. L'assessore Sandrigo dice sostegno ai cittadini. Prorogata l'8 febbraio la scadenza per il concorso di istruttore tecnico, sempre nel comune di Ronchi dei Legionari. Ancora qui nuovamente le analisi sulle ossa dell'ex postino di Sagrado diranno la verità sulla sua morte. I resti scheletrici di Mezzalira sono stati trasferiti al laboratorio di antropologia forense di Milano. Il Consiglio dona il gettone ai comuni alluvionati, questo succede al municipio di Turriaco. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci è già raggiunti qui nei nostri studi il sindaco di Muggia Paolo Polidori, che vedremo fra poco qui ospite in studio, fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora diamo subito il buongiorno al sindaco di Muggia Paolo Polidori. Ben arrivato. Laura. Buongiorno ai telespettatori. E buon anno anche. E buon anno a tutti. Inizio anno anche, insomma, se abbiamo cominciato da qualche giorno. Allora sindaco, già anche oggi sul giornale, ma come nei giorni scorsi, si sta parlando molto del carnevale, del prossimo carnevale di Muggia, con questa idea dell'ingresso così in qualche modo contingentato
aumentato, si è parlato di biglietto da 10 euro, di questo si parla. Sì. C'è ad esempio già una mail da parte di Daniela che ci scrive proprio da Muggia e dice: buongiorno a tutti, devo dire una cosa a Paolo Polidori, per me è giusto mettere il biglietto a pagamento per entrare al Carnevale di Muggia ai non residenti, va avanti così che fai bene, spero che ti candidi per il comune di Trieste, parliamo anche di questo fra poco, perché c'è anche questo tema, sì, no? sì. Sindaco di Trieste o di Muggia, ecco, al momento di Muggia, però vedremo anche questo. Partiamo dal Carnevale. Parliamo del Carnevale. Allora, io partirei dal fatto che non c'è divertimento senza sicurezza, e quindi il Carnevale di Muggia dal punto di vista dell'amministratore deve essere impostato e organizzato in modo tale che ci sia il massimo della sicurezza per avere il massimo del divertimento. Questa è una strategia che stiamo mettendo in atto da quando ci siamo insediati, perché ricorderete anche tutte le polemiche sul Pallacarnevale, che era quel tendone che si metteva in Alto Adriatico per far sfollare, diciamo, la gente dal centro a una certa ora, e quindi per poter liberare il centro diciamo, anche da quelli più esuberanti, diciamo così. Ha funzionato all'inverso poi nel corso degli anni, perché in realtà ha richiamato molta più gente che aveva voglia invece di divertirsi, che aveva voglia di far risse, di bere, di ammazzarsi di alcol, eccetera, eccetera. Il fatto di averlo tolto, quando i vari gufi, no, dicevano sì, Muggia sarà distrutta, Muggia sarà messa al sacco, eccetera, eccetera, niente di tutto questo, e si è cominciato da lì a vedere i miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza del Carnevale e la vivibilità di quella festa che è la festa principale per Muggia. Lo si vede da dei dati oggettivi anche, per esempio dal fatto che gli accessi all'unità medica per quanto riguarda gli eccessi di alcol si sono praticamente azzerati. Mentre gli anni prima se ne contavano a decine, nell'ultimo anno addirittura si è avuto il sabato di Carnevale, che è un momento clou, si è avuto nella serata del sabato 0 accessi per eccesso di alcol. E questo è un grandissimo risultato, ovviamente prima di tutto per la salute dei ragazzi, che evidentemente... Sindaco, ne parliamo nuovamente fra pochissimo, perché vedo pronto il nostro Marco Stabile in collegamento con noi da Basovizza per fare un po' il punto della situazione in questi giorni anche a Muggia, no? C'è stato un po' di Sì, poi alla fine è tutto sotto controllo, abbiamo salato tutte le strade, per cui... Poi ci dice anche come avete risolto qui, ma ci colleghiamo subito con Marco Stabile. Buongiorno Marco, a te la linea. Fa freddo? Fa freddo questa mattina, vero? Fa parecchio freddo, Laura. Buongiorno e bentrovati alle amiche e agli amici di Tele4. Temperature tipicamente montane sul Carso triestino. 8 minuti dopo le 8 a Basovizza e siamo a quota meno 9 gradi centigradi, 9 gradi sotto lo zero, ed in alcune frazioni più interne si è toccata anche la doppia cifra in negativo. Questo chiaramente è il risultato di 3 giorni di freddo e gelo sul territorio triestino. Sul Carso abbiamo documentato la neve nelle zone in cui è caduta in modo più abbondante. Oggi tutto è rientrato nella normalità dal punto di vista delle scuole aperte, dal punto di vista del suolo, con un'operazione spargisale, spazzaneve, tutto il territorio provinciale veramente importante, che consente di circolare sostanzialmente dappertutto. Però chiaramente c'è il gelo, per fortuna non collabora, con meno 9 qui nel centro di Basovizza, doppia cifra negativa in alcune frazioni più interne, e a Trieste si sono toccati i meno 2 gradi centigradi nel corso della notte. Le previsioni parlano di un miglioramento, anzi lo possiamo vedere anche noi stessi. Sarà una giornata di sole ma di temperature ancora rigide. Poi nella giornata di sabato, a quanto pare, potrebbe cadere ancora della neve sulle zone più alte del Carso, e potrebbe arrivare invece la pioggia in città a seguito di un innalzamento delle temperature. Noi naturalmente staremo a vedere. Al momento non si segnalano particolari problemi di alcun tipo alla viabilità sia sull'altipiano carsico che nel centro cittadino. Ci ricollegheremo magari tra un attimo per farvi vedere qualche altra situazione da gelo nei vari punti della provincia. A voi.
Grazie Marco Stabile, allora ci rivediamo fra poco e torniamo a Muggia. Insomma, a Muggia è andato tutto bene, avete anche voi chiuso le scuole, deciso di chiudere la scuola nella giornata. Io ho cercato di rientro, resistere dopo il collega di piazza, perché la situazione era incerta, quindi la nevicata era in corso nel pomeriggio precedente, aveva già imbiancato alcune strade dell'EDR, non del comune di Muggia, tengo a precisare, perché le nostre le abbiamo salate tutte per bene, però le previsioni incerte dicevano che non si sapeva se il giorno dopo, quindi sai, per questioni di prudenza dopo ex post uno dice ma potevate lasciare aperto eccetera, però se magari ghiacciava, se magari qualcuno si faceva male, dopo alla fine no, perché non è chiuso. In questi casi è meglio essere previdenti. Sì, no? esatto, per cui per prudenza in via prudenziale ho deciso di chiudere, per cui situazione ormai è normale, si è normalizzata, per cui anche lì a Muggia vedevo c'è 1,5 gradi sotto zero, per cui la situazione è perfettamente sotto controllo. Alla normalità. Torniamo invece al carnevale, che lo ricordiamo, insomma, non è un semplice carnevale, è proprio l'appuntamento più atteso di tutto l'anno, no? Dei festeggiamenti a Muggia, è proprio la manifestazione tradizionale più amata e più anche organizzata in qualche modo, e quindi il sindaco ci stava parlando di tutti i provvedimenti che si stanno studiando per garantire in sicurezza la fruizione di questa manifestazione. Per quanto riguarda quelli presi, come dicevo prima, il Palacarnevale, che poi alla fine è stato un successo e anche l'abolizione delle corse supplementari della 20, perché quelle lì portavano una marea di gente, diciamo che non sto qui a dire cosa succedeva quando si aprivano le porte, gli steward dicevano che si sentiva una zaffata tra alcol e fumo eccetera eccetera, per cui di quelle persone. Io ho definito feccia, ma la feccia è quella, quella parte. Anche per questo, sì, sono venute fuori critiche, ma nella più grande ipocrisia possibile, perché la feccia semplicemente sono coloro i quali, soprattutto giovani e soprattutto stranieri, che vengono soltanto per fare risse, fare casino, si portano coltelli, bevono eccetera eccetera. Cioè, come non denominarli feccia, non lo so, se hanno qualche altro metodo, no? Dicendo magari sono ragazzi e bisogna integrarli, bisogna educarli, lasciamo perdere queste cose ideologiche della sinistra, che non ha mai risolto i problemi, anzi li ha creati, perché le situazioni nella nostra società che abbiamo adesso sono il frutto di quello che sono state le scelte scellerate di una politica migratoria facile, senza controlli, senza limiti, e che ci ha portato alla devastazione dei centri urbani. Io parto proprio da questa considerazione: quelle che sono le città oggi non sono le città di 5 anni fa e tanto meno di 10 anni fa, e per cui anche nelle feste, si vede anche nel carnevale, si è visto nel carnevale estivo, ma anche nel carnevale invernale, a Muggia dobbiamo fare in modo che ci sia al massimo la sicurezza possibile. Non è che si elimineranno gli episodi, ma si tenta di mettere in mano sul piano tutte quelle strategie, e tra queste il biglietto d'ingresso. Ecco, biglietto d'ingresso, no? Anche questo ha suscitato molto dibattito, anche critiche, non sono mancate. Come sarà questo provvedimento? L'avete già tarato, l'avete già pensato? Sì, allora stiamo mettendo a punto tutta la strategia, ma collegandomi a quello che ho detto prima, il fatto di avere un deterrente, no? Per quanto riguarda la possibilità di entrare. Uno vuole venire a divertirsi, paga volentieri 10 euro. Uno vuole venire a far casino, magari i 10 euro non li paga perché dice vado a far casino da un'altra parte, no? Quindi questo è l'intento, anche se non si può parlare effettivamente di un vero e proprio biglietto d'ingresso, anche perché sfatiamo questo mito che sta venendo fuori. Lungi da noi l'idea di fare cassa, perché se fate cassa rovinate il carnevale di Muggia. Questa è, dal punto di vista organizzativo, una scelta che ci costerà cara, perché saranno molti più i costi di quelli che saranno gli introiti per quanto riguarda il biglietto d'ingresso. Quindi sfatiamo questa polemica, eliminiamo questa polemica, perché non è assolutamente vero che si guadagnerà sul carnevale, anzi si spenderanno più soldi, ma è necessario farlo. È necessario farlo perché, ricordiamoci quello che è successo, non parliamo di Crans-Montana, no? della tragedia ultima, ma dove la sicurezza non è stata messa in secondo o terzo piano. Ma ricordiamoci degli spazi aperti, ricordiamoci di Piazza San Carlo a Torino, quando ci sono stati incidenti col peperoncino, ricordiamoci di Corigliano,
Ricordiamoci di tutte quelle situazioni, anche adesso a Firenze a fine anno, con bande di Maranza, no, quelle magrebini, che si sono scazzottati in mezzo alla piazza, che hanno creato disordini e danni a più non posso. Ecco, quelle situazioni le vogliamo evitare. Il biglietto ingresso entra in questa strategia e stiamo mettendo a punto praticamente una cintura che non riguarda solo il centro storico, ecco, anche qui altre polemiche da parte dei politici di opposizione muggesana che dicono sì, ma non è solo il centro storico. Non è solo il centro storico, almeno prima di parlare magari si potrebbe informare, e stiamo cercando di informare i telespettatori circa su come sarà, poi entreremo più nel merito nei prossimi giorni, però grosso modo ci sarà una cintura fatta attorno a Muggia, ma che inizierà probabilmente dall'Alto Adriatico, dove tra l'altro si sposterà il capolinea della 20. Questo è importante dirlo, perché la 20 non arriverà più alla stazione di bus, creando anche lì problemi per quanto riguarda gli assembramenti di persone che poi in certi casi dovevano essere controllate in qualche modo, ma lo si sposterà più fuori, dove ci saranno appunto tutti i controlli. Quindi sarà un efficientamento, secondo me, anche dal punto di vista logistico, e che migliorerà anche in quel caso la sicurezza. La questione biglietto poi alla fine, che si girerà sui 10 euro, ma ormai l'abbiamo messo a punto, possiamo anche dire 10 euro per giornata, avrà innumerevoli possibilità dal punto di vista delle scontistiche, dal punto di vista delle agevolazioni. Per esempio, quando si dice tante critiche sono per le famiglie, no? Ma sì, una famiglia con 2 figli, 40 euro al giorno, non sarà così. Faremo degli sconti praticamente per famiglia, dovremmo girarci su 10 euro a nucleo familiare addirittura. Chiaro. Quindi ci sarà un'agevolazione forte, anche perché ovviamente le famiglie non sono il target che noi non vogliamo avere a Muggia, anzi benvenute le famiglie, perché dobbiamo sempre pensare che dovrà esserci il maggior divertimento possibile. E quindi agevolazioni per quanto riguarda le compagnie di carnevale, agevolazioni per quanto riguarda, anzi la possibilità da parte di chiunque di entrare per andare nei ristoranti di Muggia. Quindi ci saranno tutta una serie di agevolazioni che non andranno a colpire queste fasce, diciamo, che sono quelle che sono ben accolte. Quindi a Muggia. I ristoratori possono stare tranquilli? Assolutamente insomma, dovranno... sì. Comunque nei prossimi giorni daremo tutto il vademecum, no? Le istruzioni per l'uso, anche perché ci saranno poi delle autocertificazioni nel momento in cui, non so, c'è l'accompagnatore che deve andare a trovare il disabile, oppure il parente che deve trovare la madre a Muggia. Anche in quel caso ci sarà ovviamente la possibilità per tutti di entrare senza pagare il biglietto d'ingresso. È chiaro. E che ovviamente non sarà per i residenti, cioè i residenti di Muggia sono esentati da qualsiasi tipo di ticket. Dal ticket, è solo per chi insomma, viene da fuori e non ha voglia di in realtà divertirsi e vedere il carnevale, certo, ma fare confusione. Vediamo tutti ormai tutte le altre situazioni di pubblico spettacolo, cioè si fa pagare il biglietto da tutte le parti, anzi parliamo di 40 euro negli altri carnevali in Italia. Questa è una misura che, lo dico senza mezzi termini, che è fatta esclusivamente per questioni di sicurezza, per aumentare. Non sarà magari la medicina e non sarà la soluzione, però se non si fa nulla, perché non hai fatto niente, e almeno qualcosa. E tra l'altro questo provvedimento era già stato caldamente suggerito dalla prefettura, cioè dal tavolo tecnico dell'ordine pubblico, quindi dal prefetto, dal questore, da tutte le forze dell'ordine. Quindi è un provvedimento che poi alla fine va avanti verso una strategia che è stata condivisa proprio dal tavolo della sicurezza. Per l'ordine della sicurezza, benissimo. Allora sentiamo che cosa ne pensano anche i nostri telespettatori, o se vogliono intervenire anche su altri argomenti. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. È già 2 anni che avevo parlato col sindaco, sì, che la pista ciclabile a Riospo, quella che da Muggia si va verso Trieste, ci sono i porfidi, le mattonelle tutte fuori, che l'altra volta è già cascato un ragazzino. Già avvisato, già segnalato, ma vedo che non state facendo niente. Forse non è vostra competenza? Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Allora, la pista ciclabile è da Muggia a Trieste, no? Sì. I porfidi sono usciti. No, c'è anche una parte zona exit, comunque non è che
non è che non stiamo facendo niente, abbiamo appena messo a posto 1 chilometro di strada, che è la strada per Roboiese, quella che passa praticamente lì vicino, quindi non fare niente su quella parte lì forse, ma abbiamo già in programma comunque di mettere a posto una parte, di mettere, fare tutto subito è praticamente impossibile, no? Ogni volta che fai un'opera pubblica c'è sempre, statisticamente c'è sempre un commento che dice ma perché non fate anche dall'altra parte? In questo momento abbiamo fatto determinate opere, ne abbiamo fatte tantissime, abbiamo messo a posto tantissime strade perché erano in condizioni pietose, abbiamo fatto ultimamente a dicembre anche i marciapiedi di via Santa Barbara, abbiamo fatto opere importanti come via Pisciolon, se vi ricordate, con 200.000 euro addirittura di investimenti, abbiamo messo a posto il lungomare Venezia, abbiamo fatto tantissime opere, ovviamente non si può fare tutto subito. Prendo nota di questa, ma a memoria dovrebbe essere compresa tra quelle opere del 2026 che dovrebbero essere fatte. Va benissimo, allora magari verificheremo Sì? insomma, se Certo. effettivamente compresa in questo programma. Poi parliamo anche del bilancio, no, del 2025, ho visto tante opere realizzate. Allora Sì. sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Franco Lega, buongiorno. Allora, senza tante parole, nell'università di Ciurciuvin mi hanno insegnato a dire i fatti, non parole. Allora, bene ha fatto il sindaco di Trieste a mettere la vignetta della SLAI, come praticamente la vignetta di Trump è stata messa su un giornale, adesso non ricordo se era La Verità o un altro. 2. Allora, la tragedia in Svizzera, cominciamo a mettere le mani avanti. Hanno portato qui tutti, i nostri ragazzi sono andati là a portare soldi perché hanno pagato senz'altro e quindi adesso la Svizzera pagasse di nuovo cioè ritornassero i soldi, perché altrimenti se va tutto in cavalleria non avremo né riscontri né rimborsi né un bel niente. Cominciamo già a mettere le mani avanti, la ricca Svizzera, che pagasse a un certo punto. Poi la terza cosa, il sindaco, quando ha la faccia tricolore attraverso il pantasso, come dicono, no? Potrebbe andare, secondo me, avrebbe tanti di quei poteri che il buon Dio se lo scorda. Potrebbe andare dai ragazzi di quelli del bosco, portarli a casa, andare là con le forze dell'ordine, con le forze comunali, andare là e portarli a casa una buona volta. Adesso i genitori questa vicenda. Va bene, grazie a Franco da Udine Nord. Allora, tanti suggerimenti, no, Vabbè, si è nella sua parlato telefonata. della sicurezza di quello che è successo anche a Spontanea, ma insomma, vabbè. I poteri del sindaco poi non sono così estesi come È vero, dice il come qualcuno pensa, più di qualcuno pensa. Sì. Allora, volevo fare una segnalazione positiva riguardo il centro civico comunale di Valmaura, ci scrive Serena. Ringrazio in particolare Francesco che l'ha aiutata, insomma è stato molto preparato e gentile, rivolgiamo questo ringraziamento. Dunque c'è invece Mauro che chiede: buongiorno, volevo chiedere dove si può prendere sale o bisogna comprare, ma io pago l'attari e quindi dovrebbe il comune dare gratis il sale. Il sale per Muggia vale così? Sì. Il sale viene distribuito gratuitamente alla sede della Polizia Locale e della Protezione Civile in via Trieste, per cui sono disponibili anche lì dei sacchi e quindi i cittadini possono andare tranquillamente a prendersi. Perfetto. Allora, buongiorno Sveglia Trieste, come si vede da chi siamo amministrati, da un sindaco che fa il ritratto di Elly Schlein, invece non mi è piaciuto per niente, inoltre il comico che impersonava il sindaco e commentava il ritratto non mi ha fatto ridere, vabbè insomma questa è la parodia di Flavio Furia che abbiamo fatto vedere a Macete. Mi chiedi un commento su questo? Diciamo che insomma, no, ha fatto tanto discutere, il signor Franco diceva che a lui era piaciuto questo intervento e invece il signor Nevio dice che non l'ha fatto ridere. Insomma. Diciamo che la vignetta in sé è una vignetta che sicuramente non ha fatto il sindaco di piazza, ma è stata presa e postata, quindi la satira c'è sempre stata e
non ci vedo nulla di male, poi ci vedo molto male quando invece della satira fanno vedere i politici di centrodestra appesi a testa in giù. Quella non è satira, ma è un qualcos'altro, è violenza, intimidazione. Questa qui, se mi chiedi se l'avrei fatta io, no, non l'avrei fatto. Però conosciamo tutti il sindaco di piazza e quindi il suo carattere anche da questo punto di vista non mi stupisce, ma andare oltre, fare una polemica nazionale, secondo me è un tantinello esagerato, quando dall'altra parte le stesse persone che adesso gridano scandalo dovrebbero riempirsi la bocca di acqua, diciamo così, e pensare a quello che dalla loro parte viene fuori nei confronti dei politici di centrodestra. Quella sì è violenza, e quella ovviamente assolutamente condannabile, quindi la relegherei a un fatto di secondaria importanza, anche se, ripeto, io personalmente non l'avrei postata, ma ognuno ha la sua sensibilità ed è giusto che il sindaco di piazza vada avanti su come crede lui. Ecco. Allora, per non sottrarre il nostro ospite alla domanda che aveva fatto prima, in realtà non era una domanda, era un auspicio più che altro, no? Daniela diceva sempre avanti, Forza Unione, e poi diceva spero che ti candidi per il comune di Trieste. Si è parlato anche di questo in questo periodo, sì. Allora è ovvio che il sindaco adesso di Muggia, il sindaco di Trieste per il dopo di piazza? Sì. Allora è ovvio che adesso dall'inizio dall'anno prima della scadenza elettorale, sia per Muggia che per Trieste, si comincia a fare ragionamenti un attimino più approfonditi. C'è da dire che nella questione Trieste, soprattutto come capoluogo di regione, gli equilibri e le scelte da parte, parlo ovviamente in casa nostra, del centrodestra, dipenderanno ovviamente non soltanto dalla situazione locale, ma anche da quella regionale e quella nazionale, sempre un capoluogo di regione, quindi tra i più importanti d'Italia come elezioni, dal punto di vista del peso elettorale. E in questo contesto praticamente è partito tutto da una domanda del giornalista Il Piccolo che diceva: allora pensi di candidarti per Trieste? Allora io non mi candido da nessuna parte, perché sono abituato a far sì che il partito, ma anche la coalizione, mi chieda se sono disponibile a un certo impegno istituzionale, come così è stato per Muggia. Io non ho mai chiesto nulla, grazie a Dio ho un lavoro e riesco a mantenermi, ovviamente non faccio della politica un mestiere, ma faccio della politica una missione, perché mi piace farlo, e quindi però mi metto a disposizione nel momento in cui me lo si chiede, e quindi se me lo si dovesse chiedere ipoteticamente per quanto riguarda Trieste, ho detto quantomeno ci penserei, anzi non ho neanche detto accetterei, ci penserei, anche perché devo dire, qui lo dico proprio in modo tale che non ci siano fraintendimenti, io lavoro benissimo a Muggia, mi trovo benissimo a Muggia, abbiamo una squadra eccezionale sia per quanto riguarda la squadra di assessori, di consiglieri, ma anche di collaboratori con cui lavoro ogni giorno, mi trovo veramente bene, al di là di vivere a Muggia ormai da più di 20 anni, e sai, da un certo punto di vista mi piacerebbe anche vedere finiti tanti progetti grossi, come quello della galleria, ma non solo, ovviamente nel prossimo mandato. Per cui da questo punto di vista io ho detto ho le tre ipotesi, quindi mi ricandidano, non mi ricandido, ma perché io non ho nessuna bellezza autoreferenziale, no? Se si pensa che ho lavorato bene, magari mi si proporrà di ricandidarmi per Muggia, quindi quella è un'ipotesi. Può essere che mi si chieda, perché tanta gente comunque me lo chiede per strada, ma su Facebook, eccetera, eccetera, per Trieste, ma in quel caso ci penserei, quindi non dico che darei subito l'assenso, ho detto la C, scherzosamente ho detto mi prenderei un camper, andrei in giro per il mondo per un po', per prendere un po' di fiato, ovviamente quello so che non lo farei mai, anzi qualcuno tra l'altro, ecco qua satira, ma è stata una cosa carina, anche un consigliere dell'opposizione che mi ha fatto la vignetta di me con il camper, che saluto tutti, ecco. Però non molto carino il fatto cerchiamo di mandarlo via, no, in qualche modo, insomma non è stato proprio, però insomma ci stava nel contesto ironico della situazione, per cui dico chiaramente queste tre ipotesi, delle tre quello che
ovviamente mi affascina di più è quella di poter essere confermato a Muggia e di poter chiudere tanti lavori che si sono iniziati e magari farne altri. Certo. Altri progetti nuovi. Allora, sentiamo la telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Luciano. Buongiorno. Luciano, buongiorno. Ecco, voglio sapere, siccome ieri era un po' le strade un po' disastrate, ho chiamato tutte le mattine i vigili urbani di Muggia, che io sono abitante di Muggia, dovevo andare a fare una visita a Catinara, ma non esiste un vigile che risponde, ha un centralino per l'urgenza, per qualcosa, perché è impossibile, ho telefonato anche la segretaria del sindaco e non mi sa di niente, ma se è possibile tutto il giorno non c'è un che parla al telefono dei vigili urbani, ma come gira? Sono io che per Muggia, al voto, porco d'indio. Va bene. Allora, era arrabbiato in modo particolare il signor Luciano, ma abbiamo capito insomma la sua segnalazione, voleva sapere con chi parlare in caso di emergenza per quanto riguarda le strade. Abbiamo un ufficio in Piazza Repubblica dove ovviamente a determinati orari c'è il ricevimento del pubblico. Ne ho parlato anche col comandante per avere anche tramite cellulare la possibilità di rispondere alle pattuglie che sono in giro, però evidentemente avendo 14 persone come polizia locale in tutta Muggia, qualcuno è malato, qualcuno è in ferie, ovviamente ci possono essere dei momenti in cui magari ci sono dei disservizi, sicuramente non è una giustificazione, verificherò dopo col comandante, anche perché una delle cose che ci siamo detti qualche anno fa era proprio quella di avere la possibilità di garantire il più possibile, quindi non 24 su 24, ma il più possibile la possibilità da parte del cittadino di avere una risposta nel momento in cui telefona. Per cui approfondirò dopo la questione. Perfetto, benissimo. Allora grazie anche della segnalazione al signor Luciano. Facciamo vedere la vignetta di Marco Inglaro, è molto carina. Causa Bora, neve e Iazzo, il sindaco che ha fatto serrare tutte le scuole. Mi pensavo che il Gaveri ha vietato il sorvolo de Befane. Grazie Marco Inglaro. Ovviamente non sono io quello. No, è il sindaco di Piazza, chiaramente, ma insomma è sempre sul pezzo, naturalmente. Allora, sentiamo anche la prossima telefonata prima che cada, poi andiamo in pubblicità. Pronto, buongiorno. Ecco, buongiorno, non aspettavo che facesse la pubblicità, se vuole chiamare, se vuole farmi, aspetta la pubblicità se vuole. Riesce ad aspettare in linea? Va bene, grazie. Aspetta in linea, così fate, poi così parliamo. Va bene, perfetto. Allora un piccolo spazio pubblicitario, fra pochissimo. Eccoci in diretta ancora in compagnia del sindaco di Muggia, Paolo Polidori, e sempre con il nostro telespettatore al telefono. Allora lei la possibilità insomma di fare la sua domanda al nostro ospite, prego. Sono qua. Niente, allora io farei una cosa, no? Cioè una lettura diversa alla vignetta, diciamo così, della costruzione del puzzle della Schlein con vestita alla Befana, cioè è un diciamo da leggere in questa maniera, cioè allora facciamo così, con l'Epifania tutte le feste le porta via, per cui cara Schlein mettetevi a lavorare tu e Landini piuttosto che stare lì a discutere sempre a far politica, cioè lasciamo stare, andiamo avanti, una caricatura, un momento così di risata. Altra cosa, il personaggio croato che ha accoltellato quel povero disgraziato di Capotreno, cioè è inutile che adesso andiamo a fare i buonisti, quello lì va preso, messo in carcere a vita, è inutile che vengano fuori, magari adesso dicono ma era malato, cioè è venuto anche a Udine, mi sembra che è andato anche a Udine a fare storie lì in un supermercato, cioè ha devastato un supermercato, non ci sono mezzi termini, no? Cioè ormai la gente è stufa, è inutile che stiamo lì a cercare di dargli una mano a questi, cercare di aiutarli, eccetera. Altra cosa, poi finisco, il caro Schiavone, se denuncia il fatto che i poveri migranti stanno soffrendo il freddo, che se li porti a casa sua, che se li metta a casa sua. E l'ultima cosa, a Polidori,
la Triestina come va? Ecco, la grazie, Triestina buongiorno. come va? Domanda da $1 milioni. Allora, adesso ne parliamo sicuramente, ma ci torniamo a collegare con il nostro Marco Stabili, che vedo in un bellissimo panorama appunto montano, però proprio sul nostro Carso. E lo pagate anche, a passeggiare nel bosco anche, con la neve, lo pagate. Allora, a te la linea, Marco, in questo bellissimo paesaggio innevato. Sì, siamo proprio in mezzo alla neve, a meno di 1 chilometro di distanza dal confine di Stato di Pese, dove la circolazione è assolutamente regolare e tranquilla. Questo è lo scenario innevato che sicuramente innescherà ancora qualche escursione con i bambini nel pomeriggio dopo la mattinata del ritorno a scuola. È veramente uno spettacolo quello che offre il Carso, tra l'altro finalmente con la bora che se n'è andata e lascia spazio quindi anche una temperatura fredda ma un po' più praticabile anche per chi vorrà godersi questo scampolo di neve residua. Con Gianluca Valenta vi facciamo vedere anche questo scenario, questa vallata innevata appunto a poca distanza dal valico di Pese, che sicuramente dopo aver richiamato i più temerari che con la bora e con la bufera sono venuti qui anche in mountain bike a fare delle escursioni, sicuramente in queste giornate sortirà l'effetto di qualche altro momento simpatico per triestini e non. Ovviamente chi vive qua si è dovuto dare un bel da fare tra salatura, spalare gli ingressi delle varie abitazioni, però insomma è comunque uno scenario del tutto particolare, e vi assicuro che in questo momento, nonostante l'assenza della bora, il freddo è davvero pungente. Vi regaliamo ancora qualche immagine anche da questa parte qua, con una giornata che però, come vedete, è all'insegna del bel tempo, del cielo sereno, e dunque, come dire, questa ondata di freddo dovrebbe comunque cedere il passo nei prossimi giorni a temperature un po' più miti, ma comunque invernali. Intanto vi regaliamo questo ultimo momento di neve che siamo venuti a documentare questa mattina, dopo aver fatto vedere i termometri che hanno toccato i -9 a Basovizza e i -10 anche in altre zone del Carso. E diciamo con il collegamento neve è tutto. Laura, ti lascio con queste immagini. Bellissime, davvero, chiamano quasi la realizzazione di un bel pupazzo di neve, davvero insomma siamo fortunati. Con -9 tiene anche poi. Vero, sì, infatti siamo fortunati ad avere questi bellissimi paesaggi così a pochissima distanza insomma dalla città. Grazie a Marco Stabile e anche a Gianluca Valenta per queste belle immagini. Il signore prima intanto chiedeva come va la Triestina, partiamo dal fondo. Beh, la Triestina, il campionato, anche i più irriducibili, quali sottoscritto, che si sono presi gelo e vento lo scorso lunedì, ormai si stanno rendendo conto che l'impresa da impossibile è praticamente insormontabile, irraggiungibile, no? Quindi, no, insomma, non è detto, magari adesso sarà un filotto di 3 vittorie di fila, però questo campionato sta andando dove il 99% delle ipotesi lo mandava. Ma la cosa più importante è che ci sia una nuova proprietà dove si spera, perché non c'è mai nulla di scritto, perché io ricordo anche i vari Tonellotto e Fantinella all'inizio dicevano sì, vogliamo investire nella Triestina, portarli in Serie A, eccetera, eccetera. Vabbè. Quindi i fatti lo dimostreranno, per cui questa nuova proprietà, che ha comunque intenzioni, sembra, di investire nel lungo termine, deve portare avanti adesso 2 impegni importantissimi, che sono quelli della gestione dello Stadio Rocco e del centro sportivo, e del fatto che molto probabilmente si partirà il prossimo anno dalla Serie D, e per cui bisogna organizzarsi per vincere il campionato prossimo, che non è cosa assolutamente facile, perché si è visto che tante squadre, grossi club in Serie D, una volta andati in Serie B, in Serie D, hanno avuto molte difficoltà a risalire, però ovviamente con l'obiettivo di portare la Triestina quantomeno in Serie B, se non nella massima serie. Loro parlano di un periodo dai 5 agli 8 anni,
vuol dire, ci sta da una parte perché bisogna fare le programmazioni in medio e lungo termine, ma questo vuol dire anche che il loro impegno si dovrebbe protrarre per un tempo abbastanza lungo. E su questo sono quasi quotidianamente in contatto con l'amministratore delegato, e quindi che adesso si trova in America, dovrebbe venire in Italia, a Trieste nel prossimo mese, però ecco, queste sono le questioni legate adesso alla società. Stanno mettendo in ordine i conti, quindi stanno pagando, hanno ancora dei problemi di movimentazione dei soldi da risolvere, ma i soldi sembrerebbe che ci sono, ovviamente non li ho visti materialmente, ma mi dicono comunque che stanno facendo tutti i pagamenti per tutti gli arretrati che si erano accumulati in precedenza. Il signore prima parlava anche di un caso di cronaca del killer appunto del capotreno di Bologna, sì, che era passato anche da Trieste. Assolutamente d'accordo con lui per quanto riguarda la punizione che questi criminali, che questi delinquenti devono avere in tutti i campi, ma io direi anche per i reati minori, perché se da una parte questi sono episodi di estrema violenza, c'è una violenza diffusa che è quella della microcriminalità, delle risse che ogni giorno invadono i vari centri di tutte le città italiane, ormai grazie a questa politica dell'accoglienza, no? Che di lungo termine, che è stata innescata da un'Europa di sinistra e che è stata poi avvallata da governi di sinistra, e che in questo momento il governo attualmente il governo di centrodestra sta cercando di risolvere. Forse l'Europa si sta svegliando, però effettivamente qualcosa si sta muovendo. È ovvio che bisogna lavorare tanto, non bisogna avere l'ipocrisia di dire beh, ma perdoniamoli, integriamoli, facciamoli corsi di sci, come avevo scritto più volte, no? Come faceva la Serracchiani per quanto riguarda gli immigrati. Ci sono persone che vogliono integrarsi, che vengono qui per lavorare, bene. Ci sono persone che non vogliono integrarsi, anzi che vogliono sopraffare la nostra società, a quel punto minimo prendersi e mandarli a casa, ma senza se e senza ma, e a questo bisogna arrivare. O ci rendiamo conto di questo, o altrimenti i prossimi anni ci vedranno con una involuzione e con un incremento della violenza nei nostri centri urbani, che sarà poi sempre più difficilmente controllabile. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono Alessandro da Muggia. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. E a proposito delle grandi opere in previsione, eccetera, io volevo chiedere al sindaco se ha delle previsioni per quanto riguarda il tratto di lungomare da Porto San Rocco a Mollatì, in quanto trattasi di un tratto molto pericoloso, perché la gente che cammina, corre, eccetera, sfiora sempre le macchine e anche le biciclette e tutto quanto. Cioè, diciamo che e poi al buio di sera è una zona molto buia, cioè, quindi difficoltosa anche da usare per anche una camminata, eccetera. Ecco. Previsioni per questo tipo di opera? Sì, grazie. Grazie, buona giornata. Allora, la progettazione c'è intanto, perché devo dire anche con la precedente amministrazione si era imbastita una progettazione, un'idea di allargare la carreggiata e di prendere spazio al mare. Quello è uno dei tratti più brutti e più pericolosi, come diceva giustamente il telespettatore, di tutto il litorale di Muggia. Questo contesto va messo all'interno dell'ambito di quelli che saranno i lavori della galleria, che ovviamente interesseranno anche quella parte di viabilità, ma non solo, perché poi ci sono già i soldi, questi ce li siamo sudati, devo dire, negli ultimi anni, per quanto riguarda l'infrastrutturazione e quindi la costruzione di fognature, partendo da Porto San Rocco verso San Floriano Ligon, quindi prendendo tutta quella parte carreggiata. Quindi in un contesto ovviamente di lavori della galleria, adesso del Fugnan, poi della galleria, e poi ci saranno quelli delle fognature, sicuramente quel tratto di strada sarà impegnato e non si può fare tutto nello stesso momento, ma bisogna coordinare le varie opere. Però diciamo che c'è nell'idea della Muggia del futuro
e questo lo voglio anche mettere nel cosiddetto master plan, cioè la Muggia dei sogni, ecco, quello che dovrebbe essere la Muggia dei prossimi 10 o 20 anni, insomma, quindi al di là anche di quelle che saranno le nostre amministrazioni, di progettare proprio su quel lato di strada, che tra l'altro è bellissimo, Certo. no? Di prendere più spazio al mare possibile, quindi non soltanto 6-7 metri, ma visto che è una specie di insenatura, di fare proprio un qualcosa che vada verso uno stabilimento balneare, verso una zona vivibile. Diciamo, sì. Sarebbe una cosa veramente bellissima, ci stiamo studiando e comunque l'obiettivo è quello di arrivare lì. Non sarà subito ovviamente, ma intanto andremo step by step. Quello che sarà ormai si potrà dire nella prossima consigliatura, forse da me o forse da qualcun altro, sarà quello di allargare la carreggiata, di fare una pista ciclabile, di fare una pista, una zona dove si possa passeggiare e poi da lì continuare a prendere spazio al mare. Quindi secondo me è uno dei posti in cui vale la pena investire proprio per, sai, Muggia ha questo difetto, no? C'è il mare, c'è la strada anche piccola e poi ci sono i cosiddetti, diciamo, monti di Muggia, comunque Certo. comincia subito i rilievi, non è zona pianeggiante, quindi un territorio abbastanza difficile da gestire, ovviamente lo spazio è poco, ma quello che è che quello che si può rubare lo spazio è verso il mare, quello lì è la direttrice dei prossimi anni. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e il suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Sul discorso dei migranti, come l'ospite ben sa, è un discorso globalista, cioè è una politica globale e bisogna dirlo anche ai cittadini questo, che è voluta dai grandi poteri finanziari che praticamente col sistema Kalergi hanno inquinato e vogliono inquinare l'Europa per fare un meticciato, cioè per far perdere la propria idea di ogni Stato, per creare dei cittadini qualunque. Adesso per cambiare questa situazione bisogna cambiare questa politica, ma i nostri politici devono mettersi in evidenza. Solo loro possono far cambiare le leggi sia europee, perché Maastricht è costruito per creare questa situazione. Quindi è inutile fare tutti questi discorsi, spostare o non spostare, bisogna cambiare le leggi principali, dopodiché si può fare tutto. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Beh, qui ci sarebbe almeno un'ora da discutere, però effettivamente io parto da considerazioni giustissime da parte del telespettatore. Partiamo dall'alto, ma molto in alto. Allora diciamo che 100 persone hanno in mano l'80% dell'economia mondiale e il loro obiettivo è quello di controllare tutto quello che è il mondo, ovviamente non economico ma finanziario, perché ovviamente oggi comanda la finanza e non l'economia reale, e anche questa è una stortura dei paesi, dei nostri paesi, di tutto il mondo in sostanza, dove sul nulla si creano ricchezze inimmaginabili. E cosa si vuole? Si vuole il controllo. Mantenere il controllo. L'Europa, come diceva il signore, è praticamente una specie di zona di sperimentazioni. Le sperimentazioni sono quelle dove vediamo cosa succede a togliere con varie, ma da tanti punti di vista, cioè quindi con il fatto di voler chiudere, tappare le bocche, le lingue e le coscienze, politiche monetarie, politiche finanziarie, politiche sull'immigrazione, tutto quanto sembra convergere verso un'unica direzione, cioè il fatto di togliere l'Europa, l'identità, la storia e le sue tradizioni. E su questo lo si vede da tantissimi provvedimenti, anche quelli che vengono fuori da Bruxelles, no? Il fatto di massacrare la nostra agricoltura, il nostro settore alimentare con le nostre tradizioni, con i prosciutti, con i formaggi, con i vini e così via, e trasformando l'Europa in un laboratorio dove la mancanza di identità che cosa porta? A quello che dicevo all'inizio, cioè il fatto di mantenere il potere e il controllo, perché una popolazione senza identità, senza cultura, senza storia, è una popolazione che comunque è comandabile. Questo l'ho detto in maniera molto sintetica, ma ci sta perfettamente, anche perché le prove, cioè gli indizi,
portano da molteplici parti, quindi dal punto di vista economico, politico, geopolitico, eccetera, eccetera, verso quella direzione. Bisogna cambiare, l'Europa ha deciso di non cambiare nelle ultime elezioni, speriamo che prossimamente la gente comunque si cominci a rendere conto e si rende conto del mondo che sta cambiando, non solo nelle nostre città, ma sicuramente a livello europeo, e su quello bisogna lavorare. Allora, ci scrive Gianfranco: ringrazio, sempre grato a Polidori per l'installazione del mover in spiaggetta Porto San Rocco, che ha fatto fare a me e altre persone in carrozzina con ridotta mobilità una bella estate. Quindi questo è un ringraziamento, signor Gianfranco. Ah, eccolo, sì. Allora, grazie signor Gianfranco. Effettivamente questa è stata una delle cose che veramente positive che abbiamo fatto nel 2025, quella di installare nella spiaggia di Porto San Rocco una postazione dove c'è la possibilità di far accedere al mare i disabili, e ha funzionato bene. Il signor Gianfranco tra l'altro ha sperimentato in prima persona, anche addirittura col percorso di venire col Delfino Verde, di passare per il lungomare, di arrivare, quindi ha sperimentato sul posto quella che è l'efficacia di questo strumento. Per la prima volta nella storia Muggia ha la possibilità di avere un accesso al mare per disabili. Si è tentato negli scorsi anni, si sono fatti degli strafalcioni dal punto di vista dell'architettonico assolutamente assurdi, perché se pensiamo a quello che è stato fatto nella zona dopo il Molotì, dove l'accesso al mare c'è una rampa che praticamente arriva al mare, ma alla fine c'è uno scalino di 20-30 centimetri, quindi voglio capire, no, come i progettisti o come chi ha scelto queste opere abbia potuto concepire dei disastri del genere. Ha funzionato, l'abbiamo messa a punto nello scorso anno, e quindi possiamo già dire che nella prossima stagione estiva si avrà, per tutti i disabili, per tutti coloro che hanno questa necessità, si avrà la possibilità di usufruire di Muggia anche come una città aperta anche a questa tipologia di utenza. Benissimo, allora un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Sindaco, buongiorno Buccarella. Buongiorno. Lei. Buongiorno, Sindaco, mi sono un suo elettore, sono triestino, non muggesan, ma della sua area. Mi porto a una pagina tristissima occorsa a Muggia recentemente, che parlo del muletto, la si ricorderà purtroppo, no? Recentemente fatti tragici. Cosa voglio dire? E da cittadino, come che se vedi, no, Maranza, robe così, vediamo che le istituzioni le sentiamo lontane da noi poveri disgraziati, e i fatti del muletto per far sì che le istituzioni poi godi di nuovo di un poco di credibilità da parte dei cittadini. Volevo sapere se ha qualche novità per chi che ha curato tutta la situazione precedente al delitto, giudici, assistenti sociali, tutti questi organi qua. Cosa voglio dire? Si sta individuando qualche responsabile a testa del muletto ruzzoliada. Adesso l'opinione pubblica, così il povero cittadino come me, per far sì che torni ad avere un po' di fiducia nelle istituzioni, devi vedere ruzzoliare qualche testa, perché sennò desti qua non se fidemo, desti qua, anche mi permetto di dirlo, dico di lei, però di tutte quei che rappresenta le istituzioni, perché i mulioni, i giovani d'oggi sono distratti da tutti i device, no? Dopo se dimentica, però il muletto se si ricorda bene i filmati, no? Non voglio andare perché con mamma ho paura, quelle robe anche son papà mi fa accapponare la pelle, e grazie a Dio sono in una famiglia che se vogliamo bene, papà, mamma, figlio, tutti quanti, no? Però per far sì che noi torniamo ad avere un po' di fiducia nelle istituzioni, esigiamo vedere ruzzoliare qualche testa, perché sennò poi non si fidemo, sì, questo è un problema. Grazie. Tocca il tema della grazie a lei, buona giornata. Il tema della responsabilità, no? In una parto tragedia, del voi non si fidemo, è ovvio che magari l'idraulico fa il lavoro male, non si fidiamo degli idraulici, l'avvocato ti fa perdere la causa, non si fidiamo degli avvocati, cioè fare comunque di tutta l'erba un fascio. Allora io, per quanto mi riguarda, mi sono messo in prima persona e penso che tutti me ne possano dare atto nel bene o nel male, perché in quei giorni devastanti per tutti ho cercato di essere presente il più possibile come istituzione. Ovviamente quali sono le responsabilità? Queste lo si vedrà.
Il Tribunale si è mosso, il Ministero di Grazia e Giustizia si è mosso, ha chiesto tutti gli incartamenti e i faldoni per quanto riguarda la gestione di 9 anni da parte degli assistenti sociali nei confronti del piccolo Giovanni. E ogni volta che lo sento lo nomino, veramente mi viene su, anche perché io, essendo anch'io padre di famiglia, comunque ci si rende anche più conto della tragedia che c'è stata. E quindi una materia così delicata deve essere approfondita e diciamo che è in mano al Tribunale, è in mano al Ministero, per cui sicuramente non si lascerà nulla di intentato. È ovvio che in questo caso trovare le responsabilità bisogna trovarle, perché evidentemente l'errore a valle c'è stato, perché è successo quello che è successo, quindi a monte evidentemente le valutazioni sono state sbagliate. Chiaro. Che poi gli attori siano il centro di salute mentale, chi ha seguito Giovanni e quindi gli assistenti sociali per tanti anni, ma che tra l'altro sono i più devastati, perché trovarsi in una situazione del genere, 9 anni avevano anche un rapporto affettivo profondo col bambino. Certo. Io dico soltanto una cosa, e quindi lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, quindi bisogna fidarsi della giustizia, ma ci fidiamo, diciamo così, no, non diciamo così, dobbiamo fidarci della giustizia e basta, ma c'è una questione che, se vogliamo, io ho sempre cercato di porre sul tavolo, questione ideologica. Evidentemente, secondo me, partendo dalla legge Basaglia, dalla famosa legge 180, forse sia un po' troppo ideologizzato il fatto del principio dei liberi tutti, del fatto di andare a pesare con determinate persone che evidentemente hanno dei problemi sulle famiglie e sulla società. Quanti casi si vedono di magari genitori che si chiudono in camera da letto a chiave perché hanno paura che il figlio possa fare qualcosa? In questo caso qualcosa è successo, ma allora la domanda è: forse c'è troppa ideologia nel fatto di dire no, ma anche se ha problemi mandiamolo in carico alla società, quindi diamolo in carico alla famiglia, no? di chi poi alla fine delinque, di chi ha problemi grossi che magari devono essere risolti in altro modo. Ecco, questo sto dicendo, quindi giusto. La legge Basaglia ovviamente ha decretato la fine dei lager, dei manicomi dove erano detenuti praticamente coloro che avevano problemi mentali, ma non da questo bisogna passare automaticamente al 100% dall'altra parte, pesando sulla nostra società, e su questo secondo me vanno fatte delle grosse e profonde riflessioni. Delle riflessioni più profonde. Però ecco, posso dire che l'istituzione, per quanto mi riguarda, noi abbiamo dato ampia disponibilità ovviamente al Tribunale per quanto riguarda i dati, e quindi saremo presenti fino a quando avremo la possibilità, saremo sempre presenti per seguire la situazione e per individuare poi gli eventuali responsabili. Sindaco, non abbiamo più tempo, volevo chiederle della vendita del castello di Muggia, che ha fatto tanto parlare anche in questo caso. In estrema sintesi, sì, grande strumentalizzazione su una storia che è una storia bellissima e che racconteremo a tempo debito, quindi a breve, io penso già nel prossimo mese. Abbiamo già parlato con i proprietari, abbiamo parlato anche con gli intermediari, ma al di là di questo, in estrema sintesi, quello che dicono coloro i quali evidentemente non sanno, o sanno ma vogliono strumentalizzare la cosa politicamente, poteva comprarlo il comune di Muggia, poteva comprarlo la regione, niente di più sbagliato e di più errato dal punto di vista amministrativo. Ci sono i 60 giorni di tempo per poter acquistarlo, quindi c'è il diritto di prelazione cosiddetto. Chiaro. Ma entro 20 giorni dalla comunicazione il comune di Muggia doveva avere a disposizione i soldi, che non può averceli, e quindi manifestare il proprio interesse. Allora, se non si sa questo, si vuole far bere alla gente, che poi alla fine va a fare le scritte intimidatorie davanti alla casa del sindaco, no? E quindi questo è una responsabilità che si devono prendere i partiti che stanno buttando in strumentalizzazione un qualcosa che invece avrà veramente un'altra narrazione che sarà molto bella. Ecco, pensassero invece a fare informazione, fare opposizione giusta e corretta, e non a dire strafalcioni, perché non sanno quello che dicono nel momento in cui il castello di Muggia poteva comprarlo il comune. Niente di più falso, niente di più sbagliato, ma su questo ci torneremo sicuramente nelle prossime settimane. Allora torneremo ad invitare il
sindaco di Muggia Paolo Polidori, qui la nostra trasmissione. Intanto grazie e torni presto a trovarci. Grazie. Buona giornata a tutti. Buona giornata a lei. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco sarà con noi in studio Sergio Persoglia del Partito Democratico. Bentornati in diretta, diamo subito il buongiorno a Sergio Persoglia del Forum Ambiente e Scienze del Partito Democratico. Buongiorno, ben arrivato, grazie di essere qui. Grazie. Allora, ha seguito un po' anche il dibattito insomma, con il sindaco di Muggia Paolo Polidori, so che voleva così replicare su alcune sue dichiarazioni, no? Ma diciamo più che replicare, ricordare anch'io come tutti ho episodi. letto un pochettino quello che è stato l'intervento di Polidori, no? Polidori tra l'altro che è un politico di grande esperienza, no? È stato vice sindaco di Trieste e sembra anche se mi sembra oggi l'abbia smentito, no? Una possibilità eventualmente di candidarsi come sindaco a Trieste. Sì, in realtà si diceva se me lo chiedessero ci penserei, ma non sarebbe così automatico. E allora leggendo il giornale, no? Nel momento in cui Polidori definiva feccia dei ragazzi, dei mezzi delinquenti, a dire la verità, no? Quindi è abbastanza facile parlare male, come ovvio, no? È persona che fanno degli atti fuori legge, quindi è giusto, però definirli feccia mi aveva un po' disturbato e allora ho detto, io non mi occupo molto delle cose soprattutto di Muggia, ma Polidori, mi era venuto in mente qualche cosa, no? Allora ho cercato un articolo che lo riguardava, vecchio di anni, sul Piccolo, e che quella volta mi aveva molto colpito per le dichiarazioni che aveva fatto allora, no? E allora, aiutandomi come fanno tutti ormai con un programma di intelligenza artificiale, sono andato a ripescare questo articolo e me lo sono portato dietro. Ve lo leggo, si trattava semplicemente di un post. Rapidamente, non è che possiamo No, certo, sì. ma diciamo la cosa che mi aveva colpito, Polidori raccontava di essere passato per via Carducci, aver trovato delle coperte, un sacco a pelo. Sì, ricordiamo il fatto. Aveva suscitato delle reazioni, ma la cosa che mi aveva colpito erano due cose. Primo, si era vantato di aver buttato tutto nel cassonetto senza preoccuparsi di chi fossero quelle cose, e quelle cose erano di un povero che stazionava lì, che poi tra l'altro se n'è andato da Trieste, no? Ma poi aveva sottolineato, e poi sono andato subito a lavarmi le mani, e adesso si scatenino i ben pensanti, non me ne frega nulla. Poi io non ero un ben pensante, però la cosa mi aveva un po' colpito per il tono, no? Il tono che adesso ho ritrovato nelle sue dichiarazioni. No? Questo era qualcosa che era venuta nel 2019 e mi sono detto tra me che il ragazzo non è molto cambiato e mi dispiace perché evidentemente è ovvio che bisogna in qualche maniera essere duri e fermi con chi commette dei reati, però un po' di umanità per comprendere che non è solamente operando così, no? Impedendo alle persone di muoversi, ma cercando di andare al perché di tanti fenomeni che vanno contrastati ma vanno anche modificati. E insomma, quando poi ho sentito che voleva eventualmente candidarsi a Trieste, ho pensato che Trieste, che ha grandi problemi, forse merita un sindaco diverso. Certamente lui sarebbe molto capace di continuare a pensare al decoro buttando nei cassonetti le cose, ma Trieste, che soffre di deindustrializzazione, fuga dei cervelli, problemi molto, molto grossi, quella dell'Ovovia è un problemino al confronto. Spero che un domani i triestini scelgano una persona capace di una visione più ampia. Allora, sentiamo una telefonata che è in attesa già da un po'. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Sono Sergio, buongiorno Bucarella. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, infatti il mio sindaco Polidori mi piace tantissimo. Sì. Bisogna ringraziarlo quello che sta facendo per Muggia soprattutto, perché c'ha una visuale, ecco, questo bisogna dire. Allora, io abito a Trieste, sono dei problemi enormi che abbiamo in via San Giovanni Bosco di fronte ai pompieri, tutti quelli delle case dell'Appia,
che è una vergogna, sono 37 anni non hanno fatto mai nulla. Quando piove viene l'acqua dentro negli appartamenti per le scale, adesso siamo senza riscaldamento, problemi ogni anno solo con il riscaldamento. Ho chiamato 4 volte stanotte, meno male che ho il climatizzatore, no, se no qua ho 14 gradi a casa. Io tante volte che vado giù all'Atter mando dei mail, delle pecche, non rispondono un cazzo, niente di nessuno. Una volta mi aveva detto suo capovilla, ma lei ha un pensionato, la gana bella pensione, poi andare anche privatamente. Ma dite allora che non ho comprato 50 anni fa. No, perché sono 37 anni che vendono. Però sempre peggio, non so a più chi rivolgermi. Non so. Quindi caseggiato è Ater, no? Diceva, Sì, si è rivolto più volte all'Ater, però non riesce a risolvere questo tipo di problemi. Dice piove dentro, senza riscaldamento, ci sono vari problemi. Grazie Sergio, vero? Sì. Va bene, grazie della segnalazione, la giriamo appunto all'Ater in questo caso. Certo, però, l'Ater evidentemente deve gestire un grande patrimonio, e il problema della difficoltà di trovare affitti, soprattutto per calmierati, no? Per case, le cosiddette case popolari. Io sono nato in una casa popolare, quindi capisco bene il problema. È un problema, credo che tutto però in qualche maniera debba ricondursi a quelli che sono i finanziamenti di cui può disporre l'Ater, no? È ovvio che l'Ater non riesce a fare molte cose e le può fare se ha dei finanziamenti. Ecco, da questo punto di vista è chiaro che anche l'amministrazione comunale dovrebbe cercare di concentrare fondi a disposizione, passandoli all'Ater naturalmente, affinché si cerchi di risolvere questi problemi, no? Delle persone, no? che vivono in questi stabili. In realtà si diceva una volta la politica dovrebbe in qualche maniera occuparsi di chi ha meno capacità personale, no? E quindi diciamo i cosiddetti poveri, no? È difficile al giorno d'oggi parlare di queste cose perché poi appunto mi rifaccio sempre le dichiarazioni di Polidori che dice basta con questo buonismo. Che cacchio può significare questo buonismo? Secondo me, tradotto in politica, significa che chi deve gestire le città dovrebbe farlo affrontando i problemi a vantaggio delle persone che non possono risolverseli da soli. No? E quindi il signor Sergio, che si chiama come me, ha perfettamente ragione. Bisogna continuare a rivolgersi all'Ater, ma far pressione essenzialmente sugli amministratori della città che dedichino fondi necessari a questo genere di cose e non soltanto all'illuminazione sotto Natale, no? Che non ho idea quanto possa essere costata e chi l'abbia pagata. C'era una cifra, adesso non ricordo non so poi tra l'altro quanto sia stato a carico del comune. Io sono rimasto allibito pensando per l'appunto che ci sono molte persone anche di una certa età negli stabili dell'Ater, è un caso che io ho seguito personalmente in cui l'ascensore non funziona e una vecchia signora era lì da mesi e mesi che non poteva andare in strada. Appunto, perché quello è un grosso problema, insomma, per chi non ha tanta capacità motoria. Sì, adesso sarebbe molto facile anche ricordare tutti i tagli che sono stati fatti nell'ultima variazione di bilancio della delibera, dove per lasciare da parte soldi per un eventuale utilizzo per la cabinovia sono stati tagliati dei fondi su un sacco di interventi pubblici. Ma insomma questo è già stato detto e ridetto e si spera, io spero almeno che il Comune poi in gennaio, quando sarà chiaro che i fondi ministeriali non saranno disponibili in tempi brevi, ponga finalmente la parola fine a questa vicenda. Operazione cabinovia. Allora, sentiamo la telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è linea con noi? Buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Allora, auguro un buon anno anche a voi due perché ancora non l'ho fatto. Anche a lei, quindi, Silvia. Buon anno. Buon anno. Allora, io le speranze sugli amministratori praticamente sono nulle. Io invece spero che la gente si svegli, perché purtroppo i famosi poveri hanno votato questa giunta, hanno votato questo governo, cioè i poveri che si sono visti togliere anche quel poco
Sì, purtroppo sì, cioè io sono veramente basita perché capisco che non esiste più Berlinguer, che non esiste più quella classe politica, anche i sindacati che erano veramente sindacati che si occupavano dei lavoratori, questo purtroppo non c'è, però comunque il meglio esiste, qualcosa di meglio c'è, invece la gente continua a supportare questa gentaglia che certamente non è buonista, ma il contrario di buonismo io ce l'ho, ma è una parolaccia però, e quindi non la voglio dire, ma sicuramente si può capire cosa voglio dire, no? Il contrario di buonismo. Ecco. Quindi c'è una situazione preoccupante tra la popolazione, nel senso che la gente proprio non ragiona più, è come ubriaca, è come stordita, non lo so, non ha più la capacità di ragionamento, cioè, anche quelli della mia età. Non so se sono colpiti dall'Alzheimer, se sono colpiti da un morbo che non capisco cosa sia, ma è preoccupante, davvero preoccupante, perché anche quelli che non sono ricchi, che sono gente povera tutto sommato, sì, che non ha fame, ecco, non ha freddo, però non è ricca, è povera, e anche loro votano questa gente qua. Capito. Questo è il problema secondo me più grande. Io ho delle amicizie e mi dispiace tanto, ma sono talmente diventate esaltate perché poi il governo ha portato a galla e ha, come dire, liberi tutti, ha portato fuori dei sentimenti negativi e io non ho voglia di frequentare quelle persone. E sono anche triste. È scoraggiata, insomma, la signora Non Silvia. scoraggiata, proprio triste, perché sono persone che conosco da tanti anni e hanno questo modo di ragionare, meno male che c'è Trump. Cioè, io veramente non riesco più a sopportarle, non riesco più ad avere un dialogo con questa gente e quindi mi chiudo un pochino, ecco, scelgo meglio. Grazie Niente. Silvia, allora grazie per questa analisi che magari accomuna anche a tante altre persone, no? Che condivideranno insomma questo suo sentimento, lo condivide anche lei, insomma un po' di scoramento? Sì, lo condivido, io mi sono trovato nelle stesse condizioni, no? Silvia ha perfettamente ragione ed è stupefatta di come succedono queste cose. Dirò di più, che certi atteggiamenti, no, che Silvia ha ricordato si trovano addirittura in molte persone credenti. No? Questo è ancora più sconvolgente, no? Sentire dei credenti che credono in Dio, credono nei valori di Cristo, e poi votano Salvini che andava in giro, no, a fare i comizi con il rosario, no, invocando la Madonna, mentre se vi ricordo il primo comandamento dice non nominare il nome di Dio in vano. Ma al di là di questo, Silvia ha ragione, però quello che è importante è che non bisogna perdere la fiducia. Per esempio una delle cose evidenti, no, è che questa destra, no, che la Silvia che non apprezzo neanch'io, utilizza delle tecniche molto sottili, no, per proseguire nel cercare di coltivare questo atteggiamento che la Silvia valuta come fortemente negativo, no? Il primo è quello di cercare di prorogare un pochino l'ignoranza o la superficialità, questo lo si vede a vari livelli, sia nelle argomentazioni che certi politici hanno, la paura del diverso, la paura del migrante, eccetera, eccetera, sia con operazioni che avvengono a livello molto più alto, per esempio nel tagliare i fondi a quella che è la istruzione pubblica, alla ricerca, avere delle persone in qualche maniera che perdono nel tempo la capacità, si diceva una volta, di ragionare con la loro testa, no? Andare ad analizzare le situazioni complesse, naturalmente favorisce chi poi è facile preda di quella che è la propaganda, no? L'altra cosa che io ricordo sempre è il grande trucco di mettere paura alla gente e di cercare di far pensare loro che i migranti, il diverso, gli toglierà anche quel poco che hanno, no? E questo è un meccanismo ben noto in psicologia
fare in maniera che la gente possa aver paura di qualcuno e sentirsi superiore a qualcun altro. Così i poveretti, i poveracci, cosa fanno? Hanno paura di quelli che stanno ancora peggio e li vedono come nemici e naturalmente, non potendo loro modificare la situazione, si affidano all'uomo forte, e non importa che l'uomo forte sia di sinistra o di destra, no? Si spiega così, per esempio, l'innamoramento di politici di destra che appoggiano gli uomini forti alla Putin. Però non bisogna perdere la fiducia, perché solamente continuando. E in realtà quello che si vede è che di tanto in tanto le persone gli occhi li aprono, sanno benissimo cosa fare e cambiano con i voti la situazione. Allora, dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Sergio Persoglia del Partito Democratico. C'è anche una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Pronto, buongiorno, dottoressa Bucarella, a lei e al suo ospite, sono Nevio Santini. Ah, buongiorno Nevio, buongiorno. Allora, ascoltavo la filippica del suo ospite, praticamente ha tirato fuori un articolo sul Clochard di 7-8 anni fa. Sì. E forse non sa che quel signore è stato 2 volte o 3 volte gli era stato proposto di dare una struttura protetta, ha sempre rifiutato. Lui voleva farsi gli affari suoi in via Carducci, quando andava a defecare andava nei portoni perché non aveva dove farlo, no? Ecco, questo è il punto. Un'altra cosa è, allora bisogna avere pazienza, comprensione per questi che vengono qui, per quei ragazzi che formano i gruppi dei Maranza. Vado a dire ai genitori di il capotreno di 34 anni pugnalato a morte. Oppure alla figlia di quella signora che l'hanno fatta a pezzi e se la sono mangiata i suoi amici, no? Lo vado a dire a loro, perché voi siete la rovina, per fortuna che c'è il governo di destra, per fortuna che c'è Trump, per fortuna che c'è la Meloni, perché voi siete contro il popolo italiano. Voi pensate a Capalbio, ai signori, ai Rolex, queste cose qui siete voi compagni. Ma che compagni? Ma sai cosa sono i compagni? Io ho vissuto i compagni degli anni 40 e 50, sono diametralmente l'opposto di quello che siete voi. E voi offendete. Allora chi non vota come voi è un ignorante, un imbecille. No, questo siete voi, ma non vi vergognate. Allora, questa è la critica, diamo anche la possibilità al nostro ospite di replicare, no? Di rispondere. Grazie intanto Nevio, insomma noi diamo spazio, no? A tutte le opinioni come prima abbiamo fatto con Silvia, adesso con Nevio. Beh, c'è poco, non conosco questo, c'è poco da commentare. Ha espresso delle idee, ha delle idee che io non condivido. Molte mi sembrano tra l'altro illogiche, non ho capito il riferimento ai Rolex e al fatto che noi roviniamo. Lui è contento che esista Trump, naturalmente sarà anche contento che esista Putin, che esista qualcuno che pensa al posto suo e che fa al posto suo. In realtà nessuno ha giustificato gli atti vandalici, nessuno intende giustificare gli atti vandalici. Si sta semplicemente dicendo che quando queste cose accadono è perché naturalmente la società ha dei problemi che devono essere messi a posto. Quindi non si tratta essenzialmente di chiudersi gli occhi o immaginare che queste siano delle brave persone. Chi commette dei reati è una persona che va senz'altro bloccata, deve pagare per quello che ha fatto, però molto spesso quando si parla di degrado cittadino, quando si parla di degrado anche sociale, questo significa che ci sono delle disuguaglianze, ci sono dei problemi da risolvere e tipicamente se uno si illude di poter risolvere il tutto con il pugno fermo, mandando tutti in galera, eccetera, eccetera, si troverà a doverlo continuare a fare per molti anni perché i problemi non saranno risolti.
Tutto qua. Non è la soluzione, insomma. Non è la soluzione. Per sorridere un po' invece dei temi internazionali c'è la vignetta di Marco Inglaro che arriva, allora è molto carina: Putin l'Ucraina, Trump il Venezuela e dopo la Groenlandia, la Cina, Taiwan e noi, mio papà Disi Verteneglio. Grazie a Marco Inglaro. Beh, è un sentimento diffuso, no? Questo, vedendo insomma tutte queste invasioni a livello internazionale, perché non reclamare insomma naturalmente c'era un bel racconto in cui uno immagina che tanto queste cose riguardano gli altri, no? A noi che ce ne frega. Certo, la Groenlandia è abbastanza distante da noi, no? Però quando queste cose a un certo momento cominciano a succedere, sovvertendo quello che era il tentativo di creare delle regole internazionali, non tocca a noi ancora, ma potrà toccare a noi in futuro. Però ecco, volevo aggiungere ancora una piccola cosa riferendomi alla telefonata precedente della signora Silvia, no? Quando dicevo non bisogna perdere la speranza. Allora vi racconto solamente questo. Nel forum, no? Nel forum ambiente, o anche quando io parlo con mio figlio che mi dice che i giovani sembrano disinteressati alla politica, anch'io naturalmente sono preso dallo sconforto, no? E quando si cerca di fare alcune cose per migliorativi di questa società, sembra sempre che i giovani non ci siano. No? Capita anche a me di trovarmi molto spesso a discutere di problemi ambientali con una serie di amici o di compagni, e io che ho più di 70 anni certe volte sono tra quelli più giovani, no? Tra virgolette. Quindi il problema che tutti si pongono è: ma dove stanno i giovani? È un problema che si pongono i partiti di sinistra, ma si pongono anche molte delle organizzazioni cattoliche, eccetera, no? E quindi c'è la sfiducia, no? Il disorientamento. Bene, volevo semplicemente dire che i giovani esistono, si tratta di capire come coinvolgerli. E il fatto che quando i giovani decidono di muoversi, escono allo scoperto, è qualcosa che almeno personalmente mi dà moltissima fiducia, no? Mi è venuto in mente quelle che sono state le manifestazioni per la Palestina, dove i cortei, no? I raduni erano pieni di giovani, che mi era capitato di vedere solamente in quella che era stata la grande marcia contro l'ovovia dello scorso anno. Quindi vuol dire che i giovani ci sono e si mettono in mostra, cioè partecipano e si mettono in gioco quando a un certo momento in qualche maniera vogliono con la loro presenza dire che non sono d'accordo, che sono stufi, che sono indignati per il succedere di certi avvenimenti. Quindi in realtà i giovani esistono, i giovani ragionano, e quindi questo mi dà fiducia. Allora, ci sono alcune mail. Ancora Renata insiste: quel barbone preso di mira dal sindaco Polidori era una persona che voleva vivere in strada nonostante i ripetuti inviti ad accettare gli aiuti. Ancora Daniele invece dice: perché queste persone di sinistra continuano a tirare fuori cose vecchie e di iniziative loro non hanno mai nulla. Queste sono le critiche, insomma, che arrivano da nostri telespettatori. Sono critiche che valgono quel che valgono. Chi non vuole vedere le cose non le vede. Io non volevo tirarle fuori, e solamente mi ha colpito lo stile, no? E che una persona che ha grandi responsabilità politiche in qualche maniera si rimanifesti con quello stile, diciamo, e con quell'intonazione, se vogliamo, di quella volta. Non mi aveva tanto sconcertato il fatto che uno abbia buttato qualcosa nei cassonetti. Quanto il tono, no? Quanto il tono, quella frase: e adesso i ben pensanti, no? Si indignino, non me ne frega niente. Ecco, questo è un qualcosa che non deve essere detta né da un politico di sinistra né da un politico di destra, perché i politici in qualche maniera, quando poi hanno delle responsabilità, lo fanno per amministrare tutti i cittadini, no? E quindi devono essere rispettosi anche di certi pareri. Sentiamo la telefonata, poi c'è l'ultimo spazio pubblicitario della mattinata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, qua c'è Franco, ma no, Franco de Udine, Franco da Trieste. Sì. Allora, buongiorno Franco Palma. La situazione è molto grave, perché anche la telefonata del prima, no? Questa rabbia, no? Perché si è creato questa rabbia tra la gente. Io volevo solo farvi solamente ragionare su una situazione, no? Nel 37-38 in Germania
magari per farvi capire come che è facile intrappolare la gente sulla rabbia e sulle paure e dopo porta e sfocia naturalmente su queste situazioni. In Germania aveva dichiarato che i disabili, tutte le persone deboli, gli era un costo per la società. E dunque era la famosa propaganda che un disabile, che ti andavi a lavorare, che ci paghi 5 marchi, e il disabile che costava alla società e a te stesso 5 marchi. E dunque era una persona inutile. E in effetti era stata quella propaganda dove le persone più deboli andavano internate e dopo non se le vedeva mai più, no? E poi siamo nel 2026 e la situazione sta arrivando proprio a questo, dove che le situazioni più deboli, con la propaganda, fai in maniera di far vedere, che devi essere trasparenti, che non devi essere tutto quanto per quel che riguarda la situazione per chi deve regolare. E la rabbia naturalmente, quando che non viene stabilita una regola e una proporzione alle situazioni, e come giustamente deve essere la giustizia regolare per tutti quanti, succede questa rabbia e questo tifo che è stata creata ad hoc anche dalla politica, non solamente nazionale, ma lo vediamo anche su tutto quel che riguarda e quel che succede in giro per il mondo. E questa rabbia dopo torna tutto quanto in brio, perché non può avere tutte le situazioni positive, possono andare sempre a un degrado, è sempre più rabbia e può sfociare su situazioni molto molto pesanti. Ha ragione la signora che ha detto prima, è molto difficile oggi vivere anche con la comunità, perché la comunità ormai è inquinata da tante situazioni. Arrivederci, buona giornata. Grazie Franco, buona giornata. Un'analisi che immagino condivida. No, è un'analisi. In realtà Franco ha fatto un'analisi, tra l'altro ha parlato di un qualche cosa di cui ha parlato anche il Papa, no? Il Papa precedente e anche il Papa attuale sono preoccupati e condannano quella che chiamano la società dello scarto. No? È chiaro, nel momento in cui i cittadini già da molto tempo vengono più percepiti come consumatori, ecco, no? È chiaro che chi non ha i soldi per consumare o non ha le forze per produrre perché poi tutto venga consumato, viene visto come inutile, no? Si perde l'umanità, ecco. Nella telefonata precedente, no, quando la signora Silvia contrapponeva i buoni, no, i buonisti a qualcos'altro di cui non ha voluto dire, no? Ecco, lo dico io, in molti atteggiamenti che io vedo spesso in politici anche rilevanti della destra, diciamo così, quello che mi lascia sempre perplesso è una mancanza di empatia, non so, verso l'altro, no? Per cui sembra che contino solamente gli uomini forti. Non è così. L'Homo sapiens è un uomo sociale, no? Che ha bisogno di interagire. Non si tratta solamente di operare con la forza, si tratta di operare anche con la comunità. Adesso non è che voglio fare un pistolotto religioso, no? Però è chiaro, no? Il fatto che anche molti di noi hanno avuto un'educazione religiosa e cattolica dovrebbe far emergere nei nostri comportamenti e personali e sociali quello che può essere un amore, no? Un affetto verso gli altri. Quindi io rifilo sempre degli uomini forti che pensano di essere forti, ma in realtà sono solamente forti con i deboli. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, l'ultima pausa della mattinata, ci vediamo fra pochissimo ancora in compagnia del nostro ospite, fra poco. Bentornati in diretta, siamo in compagnia di Sergio Persoglia del Partito Democratico, del Forum Ambiente e Scienza e parlerete nuovamente, stavamo parlando prima della pubblicità, parlerete nuovamente di Cabinovia in un appuntamento un po' particolare venerdì, vero? Al Cinema Ariston. No, lunedì prossimo. Lunedì prossimo, non venerdì. Lunedì. Il comitato organizza questo incontro aperto a tutti naturalmente. Sì. Con l'idea di poter parlare in maniera un pochettino più leggera della Cabinovia, anzi divertente. Io non conosco i dettagli, so che ci sarà una conferenza stampa per spiegare, ci saranno dei filmati.
spero sia una cosa divertente, sia un momento in cui finalmente si può immaginare che arrivi presto la fine di questo progetto. Di questo percorso, per il quale però appunto il Comune ha votato quella famosa delibera di accantonamento, di tutta la cifra necessaria. Il Comune secondo me non poteva fare altro, o meglio aveva due strade, o in qualche maniera rinunciare all'opera. Ricordo tra l'altro che c'era stata tutta una serie di sedute, no, in cui il Comune doveva rispondere a quelle che erano state le obiezioni e le contrarietà all'opera, e penso con una serie molto lunga di riunioni si è riusciti ad esaminare meno di un terzo delle obiezioni e delle contrarietà. Vabbè, comunque, quindi il Comune doveva o in qualche maniera dire va bene, prendiamo atto delle difficoltà per poterla portare avanti, oppure doveva mettere in qualche maniera in sicurezza il bilancio, anche perché doveva giustificare di aver già speso 1.300.000 euro per quest'opera e quindi ha dovuto in qualche maniera modificare. Però due commenti se posso farli. No? Sì. Uno più tecnico, no? Sulla delibera, su cui i consiglieri di Forza Italia hanno trovato da obiettare, e secondo me hanno fatto molto bene ad obiettare. Perché? Perché nelle premesse di questa delibera in qualche maniera si citavano tutta una serie di ipotesi che in qualche maniera non si sa se poi si verificheranno. No? Difatti c'erano alcune frasi che quando anch'io l'avevo letto ero rimasto stupito. No? Nella delibera si dice: preso atto che a seguito della presente variazione di bilancio il RUP, cioè il responsabile del procedimento dell'intervento, attiverà la procedura di conferma del trasferimento FOI con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il FOI era un fondo per le opere indifferibili che finanziava per la parte che ancora mancava i finanziamenti del PNR che dovevano necessariamente essere compiuti e conclusi entro una certa data. La Gabinovia, se mai andrà avanti, richiederà ancora molto tempo, perché tutto il procedimento deve ripartire da capo, da anni indietro. Quindi questa era una prima frase. Poi si diceva ancora, perfetto, atteso che sono stati avviati rapporti informali con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere la rimodulazione delle rate dei trasferimenti, perché il Ministero ha promesso sì di soldi, ma distribuiti con delle rate basse su un arco temporale molto ampio. Quindi diciamo era una delibera che nuovamente dovrebbe basarsi su fatti concreti e invece in qualche maniera veniva giustificata con ipotesi e nell'attesa tra l'altro di decidere come proseguire. Ecco. Mi ha fatto personalmente piacere che alcuni consiglieri in qualche maniera abbiano fatto notare queste incongruenze e poi si siano dissociati, anche perché una cosa che mi ha sempre colpito era la coesione nel tentare nei mesi passati di portare avanti quest'opera anche contro i cittadini, no? Che si erano poi in qualche maniera espressi. Perché dicevo, i partiti dell'attuale coalizione di maggioranza sono partiti diversi, no? Hanno dei loro programmi diversi. Il sostenere a testa bassa quest'opera farà sì che il biasimo, se ci sarà del biasimo politico, colpirà in maniera indistinta tutti, no? Anche se potevano avere delle idee diverse rispetto all'opera. Ecco, il fatto che in qualche maniera sono emersi delle valutazioni diverse, no? Secondo me è positivo nella dialettica politica e anzi in realtà immagino che ci sia stato sotto qualcosa di ben maggiore se il sindaco a un certo momento ha dovuto togliere le deleghe e se il sindaco ha tolto le deleghe secondo me ha fatto bene, perché in qualche maniera ha cercato di mettere al sicuro gli assessori prendendo su di sé tutta la responsabilità, ma questo significa che c'è una responsabilità e che al di là del fatto della responsabilità politica, se ci saranno naturalmente degli illeciti, oltre a quelli già che sono stati evidenziati dal TAR, qualcuno ne dovrà rispondere, no? Ne risponderà il sindaco, e questa è una cosa senz'altro ben di maggior rilevanza di quelle che sono le vignette scherzose che lui ha il tempo di mettere
su internet. In particolare la vostra segretaria nazionale, no? Ma non è questo, non se avesse solo. fatto con qualunque altra persona, no? Ripeto quanto ho già detto prima, Trieste è una città che ha dei problemi grossi. Il sindaco è una persona, no? Anche lui deve avere i momenti di relax, ma non cercare di farsi bello, simpatico, no? Io dicevo sempre, quando ero al liceo avevo dei compagni, no? Che cercavano sempre di essere carini con i professori. Erano quelli che studiavano meno, no? Non avendo molta capacità cercavano così, di essere simpatici. Il sindaco è stato votato molto spesso per la sua simpatia, che è una bella dote per un politico, però ci vorrebbe essere qualcosa di più, no? Un po' di scorza più dura per affrontare con visione i veri problemi di Trieste. Allora, abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Persoglia, buongiorno Bucarella. Buongiorno a lei. Buongiorno, Persoglia, io adesso non la conoscevo, ma stavo seguendo qua adesso Sveglia Trieste e mi pare una persona veramente molto pacata, intelligente. Quindi non sono un suo elettore, ma questa cosa è la sensazione che la mi dà così vedendola al volo. Cosa le vuoi che dico? Anche la telefonata che l'ha ricevuto prima del fatto della sinistra, ripeto, io non sono un suo elettore. Cosa che dico? Quel che traspari dalle sue risposte è che come persona di quel partito non aveva assolutamente capito, e questo qua giova alla destra, no? La Schlein in primis proprio, se non aveva capito che questa cultura dell'accettare dell'inclusione, tutte queste robe qua, essere genitore 1, mi son papà, genitore 2, tutte queste robe qua, la gente non vuole, la gente si stufa. Finché se era Bonaccini era un pericolo per la destra, se veniva grazie a Dio la Schlein e avremo un governo di destra per i prossimi 30 anni. Grazie a voi, grazie a voi. Voi però non capite che la gente tutte queste robe qua non vuole essere ostaggio dei piccoli gruppi del diverso. Ripeto, e questo qua è un esempio che poi calza per tutto. Mi sono un papà, mi non sono un genitore 1. Tutte le politiche green, l'Europa, l'inclusività, noi non le vogliamo. L'euro, che go in tasca l'euro, non sono parole della moneta che go in tasca. Sta roba qua è tutta una roba che la gente ormai si è esasperata. Nel 2027, se Trump viene fuori della NATO, salta il banco, crollerà tutto, crollerà l'Europa, torneremo a essere degli stati indipendenti, sovrani soprattutto, paroni a casa nostra, immigrazione, tutta questa roba qua. La gente non può più, perché mi pago per gli altri, la capisci? Io, oltre che pagare per me, quando porto al burlo mio figlio, dopo mi domanda 50 euro al colpo di ticket per andare a fare una visita medica, che le pago per il mediatore culturale, per quei che non paga, questa roba qua, voi grazie a Dio non dove ancora capire, e così fare sì che la destra sia al governo per altri 30 anni, e mi sono una persona, ripeto, che mi sembra, a me non l'avevo mai vista prima, intelligente, sensibile come lei, questa roba qua non la capisci, mi voglio essere papà. Chi mi porta avanti queste idee avrà sempre il mio voto. Voi sta roba qua, se ormai succede marcio, succede una roba che è de morto, una roba che nessuno più vuole, non vi rende conto, grazie a Dio, basta, queste robe qua voi vi autoaffossate. Grazie a Dio. Quindi da papà, mia moglie che è qua, genitore 2, no? Mia moglie, la mamma di mio figlio, questi è quel che vogliamo, sentire queste robe qua. Tutto il resto la gente non può più, si stufa. Capito, grazie a lei, buona giornata. Insomma, ha espresso anche lui la sua visione, no, certo, la sua mi ha fatto anche critica. piacere ascoltarlo, tra Ecco. l'altro ha espresso cose non tanto diverse è anche interessante, però l'ha fatto no? in un modo diverso, Sì. facendo capire che anche lui è una persona ben diversa e che quindi quando Pacata, esprime educata, queste cose, esatto, no? no? Per molti versi ha ragione. Il problema non è che la sinistra non capisce, credo che la sinistra capisca benissimo, no? Ma cerca in qualche maniera di indirizzare le proprie scelte politiche
difficile, in un contesto difficile, perché è chiaro che il trend o il sentire moderno è più simile, no, a quello che è stato appena espresso. Però dico semplicemente questo, tutti noi viviamo a diversi livelli, no? Viviamo nel livello della nostra famiglia, nel livello dei nostri amici, ma viviamo in un mondo che è sempre più connesso, è sempre più complicato, eccetera, eccetera, no? Che noi vogliamo o non vogliamo, che votiamo a sinistra o che votiamo a destra, l'immigrazione esiste e ci arriverà addosso. Che noi votiamo a sinistra o votiamo a destra, avremo tra 50 anni il mare che si è alzato di 30 centimetri, no? E già adesso... Quindi in realtà quando si ragiona a livello di persona, di amicizia, ognuno ha il diritto e deve poter in qualche maniera istruire i figli come crede, scegliersi gli amici come crede, ambire a stare meglio in famiglia. Però non bisogna dimenticare che occorre guardare anche l'intorno, che non è l'intorno solo della famiglia, è l'intorno del mondo. E se ci sono dei problemi grandi, questi vanno affrontati. Può darsi che in qualche maniera il tentare di farlo non paghi adesso. È chiaro che quando si fanno dei discorsi di questo tipo è difficile che vengano compresi, tanto più se c'è un impoverimento intellettuale nelle persone, oppure un disagio che li obbliga a pensare solamente in maniera ristretta. Però secondo me aspetta alla sinistra, diciamo, quando dice saremo padroni in casa nostra, non saremo affatto padroni in casa nostra. Se salta l'Europa non saremo padroni in casa nostra, lo saremo come lo erano certi paesi con un'inflazione del 20-30% e quindi sarà una falsa percezione. Allora, mi segnalano un brutto incidente in via Carnaro, non ne sappiamo molto, però ci sarebbe stato adesso, proprio in questo momento, un incidente in via Carnaro. Cerchiamo di saperne di più, di avere qualche altra informazione per poterla dare poi ai nostri telespettatori. Seguiamo nei prossimi minuti, insomma, cerchiamo di acquisire nuove informazioni. C'è un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Seconda telefonata che faccio. Buongiorno. Buongiorno. Sempre Silvia. E io volevo dire, ma davvero queste persone, come la persona che ha chiamato adesso, davvero si ritrova nella destra in quanto valori? Ma cioè al governo non ce n'è uno che abbia una famiglia come considerano loro normale, ma neanche uno, compresa la Meloni, che ha una bambina fuori dal matrimonio, che a me personalmente non dà disturbo, ma a loro sì, perché fanno la morale agli altri. E poi un'altra cosa, i diritti degli altri non è che tolgono a me i miei diritti, io sono libera di vivere come voglio, come secondo le mie, diciamo, inclinazioni di vario tipo. Io sono sposata, ho figli, sono nonna, però proprio avendo figli tu non puoi sapere i tuoi figli cosa sceglieranno, come saranno da adulti. Io voglio vedere questo signore qua se si ritrova un domani ad avere un figlio omosessuale che magari sceglie un compagno della sua stessa, diciamo, un altro uomo omosessuale. Cosa farà questo qua? Come gestirà? Ecco, la parola gestire. Tutti i fenomeni sociali non vanno repressi, a parte la delinquenza, insomma, certo, ma anche quella, se vogliamo, va gestita. Cioè, voglio dire, vanno gestiti e soprattutto bisogna ricordare che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, lo dice la Costituzione. A me i diritti, quando aumentano, io sono contenta perché non tolgono niente alla mia vita, aggiungono un po' di ordine in giro. Quello, c'è bisogno di ordine, nel senso che vengano gestiti bene, in maniera intelligente dai governi. Chiaro. Grazie signora Silvia. Beh, insomma, è una presa di posizione su quello di cui si stava discutendo. Allora, abbiamo al telefono l'ispettore Luisa Mastracchio, scusate, in collegamento telefonico per parlarci di questo incidente, allora, dalla sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno ispettore, allora che cosa è successo?
Ma guardi, ancora non abbiamo notizie nel senso sul posto, nel senso che le nostre pattuglie stanno andando sul posto, siamo stati allertati da poco per un incidente con feriti. Non abbiamo altre notizie al momento, quindi non so dirle più di tanto. Stiamo andando con una pattuglia, forse anche un'altra, poi in supporto. Comunque per il momento non ho niente da riferire, insomma non ho notizie certe, ecco. Va bene, allora ci aggiorniamo. Volevo chiederle se si sa almeno quanti mezzi sono coinvolti, quante persone. Due mezzi dovrebbero essere coinvolti, due autoveicoli. Due autoveicoli, sì, questo almeno così ci hanno riferito. Carnaro, appena successo, insomma. Sì, da poco, sì. Chiaro, ci sono dei feriti, non si sa la gravità però. No, non credo, ci sono alcuni feriti, ma non abbiamo notizie sulla gravità attualmente. Capito, la situazione sta creando un po' di, immagino, anche coda, avete chiuso la strada? Sì, abbiamo avuto qualche chiamata, le dico, finché le pattuglie non sono sul posto non abbiamo notizie sull'entità, ecco, quindi questo attualmente non siamo in grado di darle, stiamo andando comunque con una certa celerità. Perfetto, ci risentiamo sicuramente allora per questo incidente, abbiamo dato in presa diretta davvero quello che sta accadendo. Grazie, intanto buon lavoro e buon proseguimento, ci risentiamo, ci rimettiamo in contatto. Scusi, le interrompo, mi sta dicendo adesso il commissario che la pattuglia ha parlato con la pattuglia, un incidente spettacolare ma nulla di particolarmente grave, ecco. Allora, spettacolare diciamo, però non particolarmente grave, ecco. C'è stato un capotamento immagino di qualche automobile. Non so dirle se capotamento, ma non capotamento, no, pare di no. Però non ci sarebbe nessuno in gravi condizioni? No, credo di no. Attualmente non abbiamo notizie in merito, ma credo di no. Benissimo, grazie ispettore, buon lavoro. Allora tutti gli aggiornamenti naturalmente nel telegiornale dell'ora di pranzo. Grazie. Sì, figuri. Buongiorno a lei, telespettatori, salve. Allora, siamo quasi in conclusione, abbiamo davvero pochi secondi. Speriamo che non ci siano feriti. Speriamo davvero che stiano tutti bene. Il problema degli incidenti, almeno a Trieste, ma anche in altre città, riguarda più i pedoni, no? Sì, è vero, questo è spesso. Ed è una delle cose che la prossima amministrazione dovrà porsi, è quello di cercare in qualche maniera di ridurre la gravità, se mai dovessero esserci nuovi incidenti con pedoni. E il tutto è legato essenzialmente alla velocità degli autoveicoli. No? Mettere quindi in sicurezza. Il problema anche qui da noi, come è già stato fatto in altre città, di cercare su certi assi di mettere il limite a 30 km/h. Perché insomma tutte le statistiche, no, nelle città dove questo è stato adottato dimostrano che ha ridotto drasticamente le morti, la mortalità, no? Proprio degli incidenti, non può ridurre magari proprio il fenomeno in sé, però la mortalità sarebbe già sicuramente è dimostrato, dati alla mano, notevole. Che in realtà non incide negativamente sulla fluidità del traffico, ma invece ha un grosso effetto in caso proprio di urti con i pedoni, una cosa che la prossima amministrazione dovrà affrontare. Grazie allora Sergio Persoglia, torni a trovarci qui a Sveglia Trieste. Ben volentieri. Grazie. Grazie anche a tutti quelli che hanno chiamato, mi ha fatto un gran piacere discorrere e poter scambiare un po' di opinioni. Grazie davvero e grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.